Buongiorno e ben ritrovati, l'edizione straordinaria, anche oggi 2 ore e mezza con voi fino alle 14:30 per fare un po' il punto della situazione e tantissimi temi sotto i riflettori anche oggi legati o meno al Covid. Parleremo delle riaperture ormai imminenti, ma riaperture a singhiozzo e con numerose polemiche. La polemica, e ne parleremo fra poco, anche dei centri commerciali che speravano dal 15 maggio di poter tenere aperto anche nei weekend dei festivi e non sarà così. Quindi la polemica è in furia in questo settore. Parleremo di vaccinazioni, parleremo anche di politica ovviamente, di centri estivi fra pochissimo, com'è la situazione in questo momento ormai a ridosso dell'estate. Parleremo anche di fumetti, parleremo di politica, l'abbiamo già detto, parleremo anche della diretta di domani della messa alla Basilica di San Marco con il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Ci collegheremo proprio con la Basilica di San Marco con il nostro Lucio Zanato, perché stiamo allestendo la struttura per poi mostrarvi domani in diretta la celebrazione. Tantissimi temi, dicevamo, parleremo anche di agricoltura. Saluto e ringrazio subito Sabina Caso, buongiorno. Buongiorno. La nostra prima ospite è responsabile del settore estivo della cooperativa Comunica, quindi fra pochissimo con lei parleremo proprio dei centri estivi. Però come al solito facciamo un velocissimo riepilogo del bollettino dei contagi delle ultime ore dall'azienda zero. 976 nuovi contagi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore e 23 i decessi. Dopo alcuni giorni quindi il dato dei nuovi positivi torna sotto quota 1000, una buona notizia. Un segnale invece non positivo arriva dai ricoveri ospedalieri, dove rispetto a ieri sono 12 in più i posti letto occupati dai malati Covid, 1350, mentre scendono ancora le terapie intensive che accolgono 217 pazienti. Tutto questo mentre il Veneto si prepara lunedì a essere, come era prevedibile, in zona gialla con le riaperture. Zaia ieri ha chiesto una sorta di tagliando nei prossimi giorni per modificare i punti che ancora creano dibattito, proprio a partire ad esempio dall'apertura solo all'aperto dei ristoranti. Allora, prima di parlare dei centri estivi e parliamo di vaccinazioni, peraltro oggi, e lo mostreremo anche, c'è stata la vaccinazione in chiesa per la prima volta in Veneto a Padova, in una chiesa di Padova la struttura è stata messa a disposizione per le vaccinazioni. Rivediamo, perché è importante, il calendario vaccinale da qui a novembre per fasce d'età presentato ieri dalla Regione, un calendario di massimo ovviamente perché è legato alle dosi che arriveranno. Rivediamo questo e poi parleremo dei centri estivi. Vediamo. È prudenziale, è sicuramente dipendente dal vaccino. Se ci saranno miglioramenti o peggioramenti nello slittamento in avanti o dietro del tuo periodo di vaccinazione, tipo il mio inizia a fine maggio, ho visto. Prudenza, certo. Il piano vaccinale del Veneto svelato oggi dipende dalle forniture dei vaccini che la Regione apprende con un anticipo di sole 3 settimane. Ma la buona notizia è che in questo schema a fasce e colori c'è la mappa di massima di quando tutti i veneti fino ai 16 anni riceveranno il vaccino. 9 maggio, entro questa data, la Regione conta di completare la categoria 70-79 con Pfizer, AstraZeneca e Moderna. Dal 3 maggio al 6 giugno sarà la volta della fascia 60-69 con la prima dose. 31 maggio, 11 luglio, prima dose per la categoria 50-59 anni. 5 luglio, 8 agosto, 40-49 anni. 2 agosto, 5 settembre, 30-39 anni. La fascia 20-29 dal 29 agosto al 3 ottobre. 16-19 anni dal 27 settembre al 17 ottobre. Volutamente è stato tenuto fuori il siero Johnson & Johnson per coprire eventuali ritardi nelle forniture degli altri vaccini. Se le forniture fossero a regime, assicura Zaia, si anticipa. Attualmente abbiamo un rallentamento delle forniture del 30% e quindi abbiamo dovuto aggiustare il piano in relazione a queste forniture. Adesso iniziamo ad avere un outlook certo di 3 settimane e due fornitori, Pfizer e Moderna, iniziano ad essere più regolari. Poi lo leggo anche dalla stampa, dovrebbe entrare anche CureVac. Il piano distribuisce sulla popolazione veneta la quantità di vaccini prevista dal calendario nazionale. Al Veneto spetta l'8,14% degli arrivi. Sia l'ingegnere Fattori, autore del piano Veneto, che il presidente Zaia si dicono convinti che si possa giocare d'anticipo. Secondo il piano, la campagna vaccinale si chiuderebbe il 14 novembre
novembre, con la somministrazione della seconda dose anche all'ultima fascia 16-19. Oggi Zaia è tornato anche sul decreto approvato con l'altro calendario, quello delle riaperture, auspicando che il governo preveda anche per questo dei correttivi, una sorta di tagliando. Avete visto che il decreto è stato approvato. Insomma, la speranza è l'ultima a morire, spero che sia oggetto di un tagliando. Allora, tagliando o meno, la vaccinazione, diciamo, è l'arma per poter ripartire. Sabina Caso, come ripartono i centri estivi? Ripartono con un gran lavoro, ripartono con quest'anno un po' più di serenità, di consapevolezza di quello che sarà l'organizzazione del centro estivo, rispetto al fatto che il test dell'anno scorso, in una situazione veramente stressante, pesante, con un carico di responsabilità e di dubbi infinito, ci ha portato una grandissima esperienza e dei risultati assolutamente ottimi dal punto di vista del riscontro, sia a livello di numeri che a livello di gradimento dei bambini e delle famiglie. Quindi ci stiamo organizzando. Come cooperativa Comunica stiamo lavorando su in questo momento una ventina di centri estivi, stanno arrivando adesso bandi nuovi, siamo sempre in ritardo perché purtroppo anche i comuni non sanno esattamente come potranno organizzarsi, quali risorse avranno a disposizione anche dal punto di vista economico, quindi in questo momento c'è un gran lavoro di relazione con una parte anche amministrativa attenta e consapevole della necessità di dare un servizio di alto livello, di grande cura, con grande attenzione ai bambini, ai ragazzi, alle loro famiglie, che vengono come tutti, ma di più, da un anno pesante, faticoso e che deve essere recuperato quantomeno dal punto di vista delle connessioni, della ripresa della socializzazione, della ripresa di serenità, di consapevolezza che stiamo vivendo un momento storico importante, ma ne verremo fuori, quindi dobbiamo aiutare i bambini e i ragazzi a crescere con la massima serenità e consapevolezza che queste cose possono accadere, ma si può stare bene, ci si può divertire in contesti protetti, attenti non solo alla salute, ma a un recupero di socialità educativa, ecco, chiamiamola in questo modo. Le domande, le richieste dei genitori rispetto allo scorso anno come sono cambiate? Quali sono le domande adesso? Ma le devo dire la verità, in questo momento c'è la domanda della certezza di poter continuare. Non ci sono, nemmeno l'anno scorso, state delle domande particolari, se non come si può dire, richiesta di rasserenamento per quanto riguarda l'organizzazione nello specifico per la prevenzione del contagio. Quest'anno questa cosa non la sentiamo. Abbiamo richieste di esserci, di essere presenti sul territorio e di garantire quanto accennavo prima, quindi un percorso, non un parcheggio. Ecco, almeno noi fortunatamente non abbiamo a che fare con famiglie che chiedono semplicemente dove mettere i bambini. Noi abbiamo a che fare con famiglie abituati dalla cooperativa a chiedere di accudire i bambini e di averne cura, di proseguire un percorso educativo, di affiancare la famiglia. È chiaro che c'è il bisogno che va corrisposto di un luogo in cui i bambini possono stare negli orari di lavoro delle famiglie. Ecco, l'unica preoccupazione in questo momento che abbiamo è che ovviamente il contesto sociale è cambiato, è difficile, le capacità economiche delle famiglie sono scese, tendenzialmente scese, e quindi dobbiamo riuscire a corrispondere a un servizio che sia sostenibile per le famiglie anche dal punto di vista economico. Lo diceva già lei prima, l'anno scorso chiaramente si affrontò il tema dei centri estivi chiaramente in un altro scenario, perché era lo scenario della pandemia appena iniziata. Cosa vi ha insegnato la pandemia in questo anno e mezzo e come a cambiare anche l'approccio, la struttura stessa dei centri estivi, l'organizzazione dei centri estivi?
Guardi, fortunatamente noi come Cooperativa Comunica abbiamo sempre lavorato in maniera molto puntuale e precisa sull'organizzazione, per cui puntualizzare dei cambiamenti dal punto di vista organizzativo non dico che sia stato facile, tutt'altro, ci siamo sentiti caricati di una responsabilità enorme e poi eravamo in una situazione di spaventoso dubbio, incertezza, le linee guida definitive sono arrivate a giugno dell'anno scorso praticamente. Ci ha però insegnato a essere consapevolmente organizzati, cioè capire che ci si può adattare, che si può essere flessibili, che si può rispondere a delle situazioni di emergenza con creatività, che tra l'altro è il tema chiave degli centri estivi di Comunica di quest'anno. Abbiamo capito che la relazione con le famiglie è ancora più importante nei momenti di emergenza e che però proprio nel momento di emergenza sono passate in secondo piano delle richieste o delle aspettative, non dico assolutamente secondarie, ma è passata in primo piano la fiducia. Ecco, la relazione di fiducia con le famiglie è stato un grandissimo insegnamento che speriamo di portarci dietro ancora più forte per sempre, perché ci hanno dato una grandissima fiducia e quindi noi ci siamo sentiti al centro di questa relazione che lega minori, genitori, società, pubblica amministrazione, e siamo stati un po' anche la chiave, un po' un punto di riferimento. Mi sembra che in parte lo siamo tuttora, punto di riferimento del far bene, dell'avere attenzione. Ecco, il tema dell'avere cura è qualcosa di estremamente importante che personalmente e come cooperativa abbiamo molto a cuore. Cosa abbiamo imparato? Che ci sono dove ci sono delle regole da seguire, semplicemente ci si adatta e con la creatività quelle regole diventano qualcosa di persino divertente da seguire. Ecco, quindi l'ultima domanda infatti che volevo farle è questo: i ragazzi, i bambini sono stati bravissimi in questo anno e mezzo, quindi c'è poco da insegnare a loro, ma come le spiegherete quest'anno e mezzo di pandemia? Chiaramente ne hanno già parlato a scuola, però anche voi avete un ruolo importante nel raccontare questa pandemia e come se ne può uscire. Se ne esce con la creatività. Sembra banale, la creatività è una competenza, è una capacità e prima dicevo la creatività sarà al centro della tematica dei centri estivi, perché non intendiamo creatività come arte, esclusivamente come arte, come talento, la intendiamo proprio come competenza, quindi capacità di essere flessibili, di adattarsi, di trovare sempre motivazioni, spunti alternativi. Quindi noi non spiegheremo, normalizzeremo. La mascherina è qualcosa che c'è, perché in questo momento ci deve essere, non limita in nessun modo la relazione, il rapporto, la comunicazione. Alleneremo i bambini ad essere creativi in questo senso, perché vuol dire che esiste la squadra anche se quando non si può giocare in squadra fisicamente. Lasceremo che ognuno esprima il suo modo di stare, non di essere, cioè come si trova, come ha vissuto questo anno e mezzo. Sono convinta del fatto che siamo noi adulti che dobbiamo appunto normalizzare una situazione che normale non è, per la loro serenità, facendo capire che stiamo lavorando sodo per uscirne e per ridare a loro al 100% questi spazi. Vedo che sta passando il video che mi commuove anche un po' di quello che erano i nostri centri estivi fino a 2 anni fa e che torneranno a essere. Ecco, questo è l'importante. Quello che diremo ai bambini è che torneremo lì, torneremo così e che queste cose accadono. È accaduto adesso,
pazienza, insomma, andremo oltre, faremo il passo avanti. La sua commozione la dice lunga su quanto cuore ci mettete nel vostro lavoro. Complimenti e grazie allora, grazie a Sabina Caso, chiaramente poi ci riaggiorneremo quando saremo a ridosso proprio dell'apertura dei centri estivi. Grazie davvero, grazie e buon lavoro. Grazie a lei, grazie a voi tutti. Grazie, grazie. Allora, fra pochissimo parleremo di sport e non solo. Prima però, vediamo se è pronto, lo accennavo prima, alla vaccinazione in chiesa. La chiesa che ha aperto le porte per le vaccinazioni è successo questa mattina alla chiesa di San Paolo a Padova. Vediamo il servizio. 8 del mattino, parrocchia di San Paolo a Padova. Quelli che vedete non sono fedeli in attesa di andare a messa, ma pazienti che aspettano di essere vaccinati. È l'iniziativa pensata dalla dottoressa di medicina generale Daniela Toderini e proposta a Don Paolo Rizzato, che ha subito accettato di aprire le porte della sua chiesa. E noi abbiamo dato volentieri disponibilità, ecco, perché la chiesa è un'aula grande che consente lo spazio sufficiente per questa iniziativa. Il consenso, sì, e questo le do il numero, cerca il numero 14. Dopo l'accettazione i pazienti vengono accompagnati ai banchi della chiesa, numerati e distanziati. Qualsiasi posto basta che vengano fatti. Ben venga queste strutture che danno la possibilità di farlo. Si parte, partiamo. Quasi un centinaio i vaccinati, pazienti della dottoressa che al momento della convocazione dei propri assistiti ha già fatto l'anamnesi, un lavoro preparatorio che ha richiesto oltre 20 giorni. Abbiamo telefonato anche 2 o 3 volte perché hanno voluto sapere, hanno voluto richiamare. E una volta che vengono qui viene consegnato il consenso da firmare e vengono fatti accomodare a dei posti numerati che ovviamente non vengono utilizzati dopo perché vengono igienizzati successivamente. E, si passa con i carrelli, si vaccina, si dà il modulo del certificato, un certificato cartaceo col richiamo, con la data del richiamo, basta. Un quarto d'ora di attesa e poi possono andare. Con le note dell'organo si aspetta il proprio turno mentre l'equipe medica composta da 3 medici, un'infermiera e i volontari della parrocchia passa tra i banchi a vaccinare. Bene, tutto bene, grazie. Molto semplice. Per l'AstraZeneca ho chiesto alla dottoressa se potevo essere tranquilla, sicura, mi ha detto assolutamente di sì, quindi... Fra un mese, per i pazienti che hanno ricevuto il vaccino Moderna e a luglio per chi ha ricevuto AstraZeneca, le porte della Chiesa torneranno ad aprirsi. La campagna di vaccinazione è fondamentale anche, ed è un altro settore, per arrivare quanto prima possibile a tornare a vedere gli spalti degli stadi, dei palazzetti degli sport di nuovo con i tifosi, ed è immagino anche il desiderio del presidente dell'Imoca Volley Conegliano, Piero Grabellotto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. È così, immagino, no? I tifosi ce l'hanno detto dopo la vittoria dello scudetto. Il grande desiderio dell'anno prossimo, della prossima stagione, è tornare sugli spalti e tifare le Pantere. Assolutamente sì, voi immaginatevi che nell'anno pre-pandemia noi abbiamo avuto 101.000 spettatori al Palaverde, quindi record europeo per la pallavolo femminile, e aver avuto la loro assenza chiaramente ci è pesato in termini emotivi, in termini di tifo, in termini anche di budget, perché chiaramente è mancato un incasso importante del Palaverde. Ci auguriamo veramente che questa tragedia possa finire il prima possibile e che possiamo tornare tutti alla normalità. Senta, cosa ha detto? La prima cosa che ha detto alle sue ragazze quando hanno vinto questo scudetto dei record, davvero questa stagione stellare, una stagione che peraltro inizia anche prima perché le 63 vittorie consecutive diciamo sono una striscia impressionante. Cosa ha detto alle sue ragazze? Ma per prima cosa mi sono complimentato con il tecnico, con Daniele Santarelli, che diremo è il pilastro dell'organizzazione della nostra società sportiva, quindi del lato sportivo della nostra società. Poi mi sono complimentato con ognuna di loro, perché veramente fare un campionato con una striscia di vittorie del genere credo che sia un qualcosa di unico, insomma. Ecco, siamo distanti dai record della Teodora Ravenna o del Vacchi Bank, però è una grandissima soddisfazione e ci auguriamo che questo vada a medicare anche l'assenza dei tifosi a palazzetto e vada
a dare la giusta soddisfazione agli sponsor che ci hanno seguito nonostante quest'anno che sicuramente non è di più facili. Senta, ma si aspettava una stagione così? Il valore dell'Imoco era testato già da anni perché il dominio in campionato e non solo, ma una stagione così da imbattuti con record su record, davvero se l'aspettava una stagione del genere? Guardi, io credo che una stagione così sia difficile da immaginare. Certo eravamo consapevoli che il dottor Pietro Maschio aveva messo a punto un roster e che era arrivato, diremo, a seguito di una programmazione che si portava avanti già da qualche anno. Chiaramente una squadra come questa non si bastisce da un anno all'altro e non è certo un insieme di figurine, perché con le squadre fatte con le figurine non si va da nessuna parte. Diremo, è un ciclo che è arrivato al suo apice e ci ha dato sicuramente enormi soddisfazioni. Ricordiamo che tra l'altro il campionato di Serie A di pallavolo femminile italiano è uno dei più belli al mondo, se non il più bello al mondo, quindi non è stato comunque tutto facile. Anche gara 1 con il finale scudetto con Novara è stata la partita delle partite, perché è durata quasi 3 ore. Quindi la soddisfazione sicuramente è importante e siamo contentissimi di aver raggiunto questo risultato ad oggi inesperato. Ci manca ancora qualcosa. Ecco, l'avevo messo anche nel titolo, cosa manca? Ci manca ancora una partita, ci manca la finalissima di Champions League che si disputerà tra le altre a Verona, e anche qui bellissimo da un lato poterla giocare nel proprio territorio, da un altro lato se i palazzetti fossero aperti mi immagino che ci sarebbe stato un esodo giallo-blu in direzione Verona. Però guardiamo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo l'occasione e la possibilità di giocare questa partita alle porte di casa, nella nostra regione. È una partita importantissima, la più importante chiaramente d'Europa, non ne facciamo un'ossessione, però insomma speriamo di arrivarci in salute, che è la prima cosa, e al meglio. Senta, la squadra che vince non si cambia, si dice, no? Sempre. C'è qualcosa nel futuro, c'è qualche novità che ci può anticipare o che state pensando per rinforzare la squadra? Qualcosa che ci può anticipare? So che non lo farà mai, ma se vuole. Ma guardi, ha ragione lei, squadra che vince non si cambia, quindi sicuramente Pietro Maschio, che è il co-presidente che segue la parte, diremo, sportiva, cercherà di cambiare il meno possibile. È chiaro che questi sono matrimoni che si fanno in 3, non in 2, perché dobbiamo andare d'accordo, bisogna mettere d'accordo la società con la giocatrice e anche con i procuratori, quindi sarà tutto un qualcosa che poi vedremo strada facendo quando sarà caduta l'ultima palla sabato 1° maggio. Senta, come ha visto da imprenditore e soprattutto presidente di una squadra così importante, di uno sport che, tra virgolette, come sempre, quando poi si mette in parallelo con il calcio viene definito minore e sport minori non sono, come ha visto questa pastrocchio della Super League nel calcio? Perché se ne è parlato in questi giorni, si è parlato di moralità, di etica dello sport. Ma guardi, intanto io ero sicuro che era un qualcosa che o si cementificava subito o sarebbe durata veramente lo spazio di qualche giorno, perché era un progetto talmente tanto ambizioso e arrivato talmente tanto velocemente che scambiavo delle battute con dei collaboratori in ufficio, appunto ci siamo detti questo, cioè è un qualcosa che o va in porto subito o abortirà subito. Credo che sia stato un po' un azzardo, credo che dal mio modesto punto di vista, perché chiaramente insomma, sono quasi in imbarazzo a commentare una cosa così grossa, ma si dovrebbe imparare un pochettino da quelle società che investono molto nelle giovanili, che non hanno fretta di arrivare subito al risultato, che hanno la pazienza di saper aspettare, di saper costruire mattoncino su mattoncino, arrivare a roster poi che sono importanti, pensiamo al Bayern di Monaco, all'Atalanta o tante altre società. Nella pallavolo per fortuna questo non avviene. A un certo punto credo che anche nel mondo del calcio dovranno arrivare a un punto dove si dovrà calmierare quello che sono gli ingaggi, perché ormai sono arrivati a avere dei bilanci, cioè da multinazionali, veramente da big farm, visto che oggi sono di moda, insomma, credo che stiano diventando sempre più insostenibili. Insomma. Questo è impossibile che accada nel basket o nel volley, perché ci sono proprio interessi diversi. Ci sono interessi diversi, ad esempio nel basket c'è l'Eurolega, che è un equivalente della Superlega del calcio che hanno provato a fare, e quindi è una specie di Champions League fatta solamente per i club che ne fanno parte. Però parliamo comunque di sport che sono ancora, tra virgolette, un po' provinciali, ma nel senso romantico del termine, non dispregiativo, quindi sport dove i grandi campioni giocano magari con la ragazza che è cresciuta nel vivaio
e che magari ha iniziato proprio nella parrocchia di casa a fare i primi passi a basket o a pallavolo, con ingaggi completamente differenti, insomma, ecco. Da imprenditore invece le chiedo come vede il futuro dei prossimi mesi, perché lei è anche un imprenditore, quindi è attento anche al futuro e alla gestione, insomma, di una situazione economica che è comunque ancora molto difficile. Ma guardi, dopo la pioggia viene il sole. Dopo la pioggia viene sempre il sole e non può piovere per sempre. Io credo che ci sarà sicuramente un rimbalzo dell'economia e ci sarà una ripresa. Credo che come imprenditori abbiamo il dovere di essere ottimisti, altrimenti, secondo il mio modesto punto di vista, è meglio cambiare mestiere. Credo che è stato un anno difficile, un anno che ha messo a dura prova tutti, specialmente chi si affaccia al mondo della ristorazione o comunque al mondo del turismo, perché certi settori sono stati molto più colpiti di altri. Noi per fortuna nel mondo del vino in qualche maniera ci siamo salvati, però sono convinto che ci sarà una ripresa e bisogna solamente pazientare, perché gli ultimi mesi sono come gli ultimi metri di una corsa, sono sicuramente i più difficili e sono sicuramente i più stressanti, ma ripeto, dopo la pioggia viene sempre il sole. Le faccio l'ultima domanda che riguarda però invece lei. A Conegliano si parla molto di una sua possibile discesa in campo per le prossime amministrative. Ha detto lei in questi giorni, mi corregga se sbaglio, insomma, io sono disponibile per aiutare la città. Quanto c'è di percentuale, che percentuale c'è che lei possa poi concretizzare questo suo impegno in una candidatura a sindaco? Guarda, io la discesa a bordo campo l'ho fatta 9 anni fa insieme a Pietro Maschio ed Elena Polo quando abbiamo iniziato l'avventura sportiva, ed è l'unica discesa che ho fatto e che ho fatto molto volentieri. Io ho parlato come imprenditore sulla scia di alcune interviste di imprenditori ben più importanti di me, su quello che poteva servire a Conegliano come svolta nei prossimi anni in considerazione dell'UNESCO, in considerazione di tante cose. Io sono a disposizione come imprenditore per supportare chiaramente la città e il comune, come ha fatto mio padre prima di me, mio nonno prima di me, ma per il resto non ho particolari ambizioni. Quindi lei cestina questa situazione o lascia uno spiraglio? Ma di domani non c'è certezza, diceva qualcuno. Devo dire che insomma ne stanno parlando, ma io non ho mai parlato di una cosa del genere, quindi vediamo cosa succederà, insomma. Bene, perfetto, grazie allora, grazie a Piero Grabellotto, grazie per essere stato con noi, ci risentiremo ovviamente poi alla volta di quella partita che manca per completare una stagione che è già trionfale ma sarebbe perfetta. Grazie davvero. Grazie a voi per l'opportunità. Grazie a Piero Grabellotto, benissimo. Allora, potremmo sì lanciare la pubblicità, pubblicità e poi rientriamo in diretta. Rieccoci in diretta, vi leggo una nota della CGA di Mestre che stima come dei 64,7 miliardi di euro di aiuti diretti messi a disposizione dell'attività economica dei governi Conte e Draghi per fronteggiare l'emergenza Covid, poco meno del 50% non sia ancora stato accreditato perché sono risorse in gran parte previste con la legge di bilancio 2021. Ancorché questi 64,7 miliardi costituiscono un importo rilevante, solo 22,8 miliardi sono le risorse erogate a fondo perduto. Se rapportati ai circa 350 miliardi di contrazione del fatturato registrata dalle aziende italiane nel 2020, secondo la CGA questi 64,7 miliardi coprono soltanto il 18,5% dei mancati incassi totali. Questa è la situazione con i quali, per esempio, i ristoratori si apprestano a riaprire il 26, le riaperture a singhiozzo, le riaperture con polemiche per questa decisione del tenere solo l'apertura all'aperto e non all'interno. Peraltro una circolare dell'interno in queste ore conferma come non sarà possibile il caffè al bancone. E allora a Padova i ristoratori e i baristi decidono che il 26, essendo una riapertura finta, la definiscono così, una falsa ripartenza, bloccheranno le strade. Vediamo. La stessa Moscovic, le stesse pari ruolo nel mondo. Nella giornata di lunedì 26 aprile, che sarebbe dovuta essere la giornata della ripartenza delle attività economiche, ma che in realtà è una falsa partenza o una ripartenza a metà, manifesteremo lungo le strade della città di Padova, rallentando il traffico veicolare.
Una protesta con tanto di pentole e mestoli il giorno di quella che i baristi e i ristoratori dell'Appe definiscono falsa ripartenza. Una protesta forte perché, nonostante il cambio di governo, le tanto sospirate aperture non ci sono. Perché il 26 aprile potrà tornare a lavorare solo chi ha un plateatico servendo i clienti all'esterno. In provincia di Padova sono circa 2100 gli esercizi che hanno la possibilità di utilizzare spazi all'aperto. A questi, però, vanno sottratti almeno 400 locali che hanno, nelle loro disponibilità, solo pochi metri quadri. 14 mesi di stallo per i ristoratori, con spese per adeguare i locali, tasse da pagare e ristori che vanno a coprire solo una minima parte dei costi delle attività. I loro appelli sono rimasti inascoltati, dicono. Non resta altro che scendere in strada. Non possiamo più continuare in questa situazione, abbiamo bisogno o di aiuti concreti, se non ci sono la possibilità di aiuti concreti, allora che ci sia la possibilità di poter riaprire e di poter salvarci da soli. Allora, così i baristi e i ristoratori padovani in vista del 26, domani invece il 25 è un'altra giornata importante, una giornata di due grandi momenti, e sono i momenti, la festa della liberazione il 25 aprile e la festa di San Marco. Vi leggo un'ansa velocissima, una dichiarazione di Luca Zaia e poi andiamo a Venezia. E parla del 25 aprile, in un'antica tradizione di libertà i valori di 76 anni fa sono patrimonio irrinunciabile del Veneto, così il presidente del Veneto Luca Zaia alla vigilia della festa di liberazione. Con la fine della seconda guerra mondiale e la ritrovata libertà, sottolinea Zaia, si apriva un cammino di riscatto e la via della ricostruzione, un appuntamento pagato con molte vite e tante sofferenze che oggi ci impone di non dimenticare come nella nostra regione sia stata scritta una delle pagine più importanti della guerra di liberazione, la cui memoria è affidata per sempre insieme al ricordo riconoscente verso i caduti alle 6 medaglie d'oro al valor militare assegnate per quei fatti a altrettante nostre città e a quella che fregia l'Università di Padova, unico ateneo con questo riconoscimento. Così Zaia alla vigilia della festa della liberazione, domani è anche la festa di San Marco e domani alle 10 vi proporremo in diretta la messa celebrata dal Monsignor Francesco Moraglia, il Patriarca di Venezia. Allora, per parlare anche di questo ci colleghiamo con il nostro Lucio Zanato, che sta allestendo insieme a Luca Zampieri e agli altri reparto tecnico di Antenna 3 la messa di domani. Lucio, ti vedo in compagnia di un ospite. Sì, sono con Don Marco Zane, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, sono con Don Marco Zane del Patriarcato di Venezia. Abbiamo sentito il messaggio del Presidente Zaia che parla di San Marco, del cammino di libertà. Perché va ricordato San Marco proprio come un cammino di libertà in Cristo qui a Venezia e non solo nel Veneto? Sì, allora San Marco ovviamente ci rimanda alla persona di Cristo, perché essendo un evangelista ci parla dell'incontro personale che i primissimi discepoli, i testimoni oculari hanno avuto dell'evento pasquale, della venuta del Verbo incarnato nel mondo, che appunto è venuto per portare al mondo la salvezza. Il Vangelo di Marco ci testimonia, ci racconta che questa salvezza è possibile, si può incontrare. La storia della città di Venezia ci racconta questo, che a un certo punto questa città ha deciso di fondare la sua esistenza, la sua identità, la sua libertà, non su un'autorità terrena, non su un'idea, non su un progetto politico, ma sul Vangelo, cioè sulla persona di Gesù Cristo. Dire il Vangelo di Marco significa dire il racconto del mistero pasquale, il racconto di quella storia di salvezza che è fondata sull'incontro personale con Cristo, un incontro che possiamo vivere oggi, un incontro che è attuale. Celebrare San Marco non è celebrare semplicemente la memoria di un evento storico, ma celebrare la forza, la potenza del mistero della salvezza che è presente, viva, oggi, operante. La Pasqua è viva oggi, è oggi. Ecco, e sarà questa la traccia della riflessione del Patriarca domani dalle 10, lo ricordiamo, in diretta su Antenna 3. Ringraziamo Antenna 3 per questo servizio che dà la possibilità a molte persone che sono impossibilitate a muoversi di poter vivere un momento di preghiera, di potersi accostare al sacramento, di potersi accostare alla celebrazione della Santa Eucaristia pur non potendosi accostare immediatamente al sacramento. Ecco, quindi è un servizio importante
importante, è un servizio veramente molto significativo, e domani per l'appunto ovviamente celebreremo la Santa Messa presieduta dal Patriarca Francesco in cattedrale, insieme anche alle autorità civili, insieme ai fedeli veneziani. Ecco, una celebrazione che vuole essere appunto non semplicemente la commemorazione di un evento storico o di una semplice identità storica, ma la celebrazione del mistero pasquale, la celebrazione del mistero di Cristo risorto. Domani è domenica, ogni domenica è Pasqua, ogni domenica è l'incontro col Cristo risorto. Ecco, ricordiamo anche un passaggio all'entrata proprio della basilica, con quel bellissimo marco che è stato restaurato. Pochi anni fa i mosaici della porta di San Marco sono stati restaurati. La basilica, come molti sanno, è perennemente in restauro, ha bisogno perennemente di tutela e di conservazione, e le porte della basilica hanno tutte un nome che è riferito a un santo. La porta principale, quella centrale, è dedicata a San Marco perché è proprio in corrispondenza all'altar maggiore dove riposa il corpo di San Marco Evangelista, proprio sotto l'altar maggiore. E quindi San Marco in una certa misura è come se proprio accogliesse i fedeli che entrano in basilica, e in una certa misura vuole accogliere anche tutta la città, vuole accogliere tutto il Veneto e li vuole portare a Cristo, perché l'altare è il luogo in cui noi veramente incontriamo Cristo vivente nel sacramento dell'Eucaristia. È stato un restauro di mosaici stupendo, io l'ho visto prima che abbiamo preparato la riflessione di domani mattina. È un restauro che poi si avvicina invece all'altra entrata, quella dove c'è l'entrata verso la fonte battesimale, sì, dove viene presentato un pezzo dell'Antico Testamento, una parte bellissima. Sì. Allora, i mosaici dell'Artece che sono stati restaurati qualche anno fa, insomma pochi anni fa, raccontano le storie dell'Antico Testamento, e soprattutto la piccola cupoletta che è del nartece, dell'atrio, il nartece è l'atrio d'ingresso della basilica, che sta proprio davanti all'ingresso del battistero, racconta la creazione del mondo, e come a dire che in Cristo, accolto nel sacramento del battesimo, la vita di Cristo incontrata nel sacramento del battesimo è una nuova creazione in cui noi veramente diventiamo creature completamente nuove, rinasciamo in Cristo e con noi rinasce anche il mondo. Ecco. Una bellezza, va detto, che oggi addirittura è arrivata fino in Cina, perché c'era una delegazione che presentava con una diretta gran parte della Basilica di San Marco direttamente in Cina, quindi per diciamo anche rilanciare sotto un certo punto di vista i musei civici e questa bellissima città. Sì, non appena sarà possibile, non appena ci saranno le misure anche adeguate, non appena vi sarà il modo di potersi accostare in sicurezza anche alle nostre opere d'arte, il nostro patrimonio artistico, ovviamente ci saranno delle riaperture. La basilica comunque è aperta ogni giorno perché i veneziani possono venire a pregare in chiesa, perché comunque è sempre aperta per la celebrazione dell'Eucaristia e per la preghiera, d'accordo? E la basilica per noi è certamente un grande tesoro d'arte, e che non è solo nostro, ma appartiene all'umanità, appartiene a tutto il mondo, però è un grande tesoro di fede che è veramente per tutti e che testimonia appunto l'evento di Gesù Cristo. Non dobbiamo mai dimenticare che queste opere d'arte sono un patrimonio dell'umanità che va conservato, va preservato, e dobbiamo poi anche ricordare allo stesso tempo che non c'è solo la Basilica di San Marco, ma che ci sono anche tutte le altre chiese, tutte le altre opere d'arte, tutti gli altri edifici storici anche di uso civile della nostra città che necessitano di una tutela e necessitano di essere preservati. Venezia appartiene al mondo, non appartiene solo ai veneziani, appartiene ai veneziani che vi abitano. Il Patriarca sottolinea sempre nei suoi interventi l'importanza della residenzialità e l'importanza di fare in modo che Venezia resti una città abitata dai veneziani. Allo stesso tempo appartiene al mondo perché è patrimonio di tutti. Ecco, una cosa, ricordiamo domani l'entrata per la celebrazione della Santa Messa è diciamo numerata? E, diciamo, non è su un invito numerato, però chiaramente i posti sono contenuti per ragioni di distanziamento, quindi è esaurimento dei posti, ecco. Quindi comunque vi sono anche altre celebrazioni eucaristiche nella mattina di domani e anche nel pomeriggio, e ovviamente rimane ancora l'indicazione di recarsi
per la celebrazione della Santa Messa nella chiesa più vicina alla propria abitazione per ragioni appunto di sicurezza. Benissimo, grazie grazie Don Lucio. Marco. Sentiamo se ci sono domande da studio. No, grazie, è stato esauriente, grazie davvero. Allora domani dalle 10, vi ricordo ci collegheremo in diretta 10 minuti prima, alle 9:50, per fare un po' il punto della situazione e poi lanceremo la diretta. Grazie Lucio Zanato, grazie al tuo ospite, grazie davvero. Adesso noi invece torniamo a parlare di un tema che abbiamo seguito anche negli ultimi giorni, perché abbiamo parlato, e ripartiamo da qui, dei danni che sono stati conteggiati, che sono tuttora conteggiati nei campi non solo della Marca, in tutto il Veneto, ma in questo istante ci focalizzeremo sulla Marca, i danni delle gelate, insomma di questa temperatura un po' particolare di questi giorni. Da qui ripartiamo con Giorgio Polegato, il presidente di Coldiretti Treviso. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, ci dà una stima puntuale odierna della situazione dei danni per queste gelate che vi hanno fatto dannare, ed ci mancava solo questa? Sì, dobbiamo dire che non si chiude bene, diciamo, questo anno pandemico, nel senso che ci sono stati danni particolarmente nella zona, diciamo, della pedemontana, che va da Nervesa fino ad Asolo, proprio ai piedi del Montello e ai piedi appunto di Colli Asolani, particolarmente diciamo su quelli che sono i frutteti, perché diciamo sono stati quelli più colpiti per il fatto che erano più avanti come vegetazione e erano già fuori i fiori, e perciò i danni sono abbastanza vistosi e importanti. Fortunatamente ha colpito sì, ma non in maniera così pesante le viti, perché appunto il secco che ha fatto a marzo non aveva fatto, diciamo, lavorare la pianta, e perciò il freddo si è colpito, ma non in maniera eccessiva. Diciamo che la Marca trevigiana ci sono dei casi dove qualche percentuale si riscontra, ma diciamo il danno vero è prevalentemente nei kiwi, in particolare anche nella zona di Castelfranco, e nelle pesche, nelle pere, nelle mele, il comparto frutta colpito. Ecco, in questi giorni si è parlato anche dei lavoratori per quest'estate in arrivo, lavoratori stranieri? Sì, allora abbiamo lo stesso problema che avevamo l'anno scorso, come recuperare quello che è il personale che vada poi a lavorare. Ci si augura quest'anno un po' anche per le vaccinazioni, un po' anche perché siamo un po' più attrezzati e più organizzati di non avere la problematica che abbiamo avuto l'anno scorso. Comunque ci stiamo già organizzando per far arrivare delle squadre con delle corsie, diciamo, dal punto di vista sanitario garantite, in modo che non mettano in difficoltà le tante aziende che abbiamo nei vari ambiti agricoli trevigiani. Ecco, la situazione da questo punto di vista è migliore rispetto allo scorso anno, quindi, perché l'anno scorso c'erano dei protocolli particolari, i tamponi, la quarantena, l'isolamento. Quest'anno è un po' diverso, esatto. O l'organizzazione, avendo avuto l'esperienza dell'anno scorso, è stata migliore? Sì, è quello più che altro. Siamo organizzati in maniera più capillare, abbiamo anche dei contatti con i paesi esteri per creare appunto delle corsie che ci permettono di far arrivare i lavoratori prevalentemente dalla Romania e anche dal Nord Africa, che sono rimasti a casa in questo periodo, ma che sono fondamentali per diciamo, sopperire ai tanti lavori che ci aspetta la primavera, l'estate e poi naturalmente la vendemmia, la raccolta della frutta, che ripeto quest'anno non ci deve trovare impreparati, ma dobbiamo assolutamente garantire tutto quello che è il lavoro e il servizio che permette, diciamo, a raccogliere un prodotto di qualità. Senta, in questi giorni, in queste settimane c'è anche una battaglia che si è concretizzata sotto forma di una petizione che riguarda il fotovoltaico a terra. Ci può riassumere come è iniziata questa battaglia e come sta andando? Ma lì abbiamo cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica, perché credo sia inaccettabile vedere ettari e ettari di nostri terreni coperti di pannelli fotovoltaici che niente a che hanno a vedere col mondo dell'agricoltura, con i paesaggi che abbiamo nel nostro territorio, che vengono assolutamente inquinati da queste speculazioni che vengono fatte. Noi abbiamo sollecitato anche la politica per garantire che nel Veneto, particolarmente nella nostra provincia, ci sia un blocco e si freni questa pratica
che è del tutto speculativa, diciamo, e va a togliere terreno agli agricoltori che assolutamente non beneficiano di queste operazioni e ripeto, dal punto di vista anche paesaggistico non sono assolutamente consoni. Ci ricorda come nasce che la terra deve essere lasciata agli agricoltori per renderla, per fargli diciamo, fare quei cicli che sono naturali e che poi troviamo nelle nostre tavole. Credo che quello sia lo scopo vero e non dobbiamo assolutamente pensare ad altri usi, ripeto, che non niente a che hanno a vedere con l'agricoltura, ma bensì con speculazione, ripeto, e vanno ad usurpare il paesaggio straordinario che abbiamo nella nostra Marca Trevigiana. Da questo punto di vista siete ottimisti su questa battaglia? A quanto siete arrivati con la petizione? Abbiamo già 1500 firme solo nella provincia di Treviso, abbiamo trovato una grande responsabilità, una grande sensibilizzazione e la gente sa che comunque è una cosa giusta, che diciamo è una battaglia che si deve fare e perciò credo che benvengano nei tetti delle case che aiutano anche a sopperire i costi dell'energia elettrica che abbiamo nelle nostre abitazioni, ma si deve limitare a quello, oppure nelle industrie, nelle aziende che sono energivore chiaramente, però deve limitarsi a questo e la gente lo ha capito, è molto sensibile sotto questo aspetto e ci sta dando una mano importante. Ci fa un po' lo scenario dei prossimi mesi nel vostro settore, sempre con una pandemia di mezzo, speriamo sempre più lieve, e questo ovviamente dipenderà dalle vaccinazioni e non solo, ma in gran parte dalle vaccinazioni. Come vede un po' i prossimi mesi Coldiretti Treviso? Ma se abbiamo superato momenti difficili come quelli che sono stati l'anno scorso in primavera, che ben conosciamo, credo che ormai siamo pronti anche ad affrontare questa situazione che è difficile tuttora, è stata difficile questi mesi, ma ci si augura di essere arrivati a un punto ormai di rottura finalmente e che si possa essere fiduciosi, speranzosi e ottimisti per il futuro. Dobbiamo dire che le aziende hanno reagito in maniera straordinaria, hanno capito le difficoltà al momento, si sono messe in discussione, hanno fatto tutto quello che era necessario per sopperire alle difficoltà che abbiamo diciamo, affrontato. Hanno fatto di tutto per soddisfare quelle che erano un po' anche le esigenze del consumatore, andando incontro, facendo anche il delivery, facendosi conoscere anche nelle case dei trevigiani, e questo rapporto è un rapporto che si è consolidato e ha fatto anche capire e conoscere anche i produttori ai nostri diciamo, consumatori trevigiani. Questo è stato un grande punto di forza perché hanno potuto scambiare e conoscere quelle che sono anche le varie pratiche che si fanno nei campi per produrre radicchio o per produrre gli asparagi, per fare tutto quello che serve per portare nei mercati o nei negozi o addirittura appunto a casa i nostri ortaggi straordinari, la frutta e tutte quelle che sono le specialità che produciamo nella provincia di Treviso. Perciò è stato un momento difficile, però con la reazione che c'è stata, diciamo, siamo ormai forti e pronti per affrontare queste situazioni, e dobbiamo dire che in certi casi anche si è stati anche ripagati dello sforzo, perché il consumatore ha capito e soprattutto gli è piaciuto il fatto di conoscere direttamente anche i tanti bravi agricoltori e produttori che abbiamo a Treviso. Senta, le faccio l'ultima domanda. L'agricoltura e i prodotti agricoli sempre di più negli ultimi anni sono strettamente, è sempre stato così, ma sempre di più sono legati al turismo, perché poi il turismo diventa anche un viatico, un modo per conoscere anche i prodotti del territorio. Quanto la preoccupa la situazione turistica in un Veneto che soffre particolarmente dello scenario che si prospetta di fronte? Le polemiche non sono mancate anche in questi giorni sul fronte del turismo. Dicevamo, insomma, c'è questo legame tra prodotti del territorio e turismo, soprattutto legato a un turismo slow, un turismo lento di riscoperta dei territori. Il fatto che il turismo sia molto contratto, i dati degli ultimi giorni lo stanno a rilevare, e che
i prossimi mesi, nonostante ovviamente la speranza sia quella di una stagione estiva di rilancio, i dati comunque non sono buonissimi. Cosa la preoccupa questo? Beh sì, quello è un dato di fatto, purtroppo il 2020 è da dimenticare sotto questo aspetto. Sì, è anche vero che l'estate ha visto un turismo interno, un turismo fatto da italiani, da veneti, che sicuramente è stato utile, ma chiaramente i numeri non sono stati sufficienti a sopperire le mancanze degli stranieri. E per quest'anno, almeno le notizie che abbiamo, anche sul fronte del nostro vicino Adriatico, da Jesolo e dalle coste, diciamo, sono ottimisti, nel senso che hanno già delle buone prenotazioni, e questo è, diciamo, un segnale positivo anche per il Trevigiano, perché poi sappiamo che tutti questi turisti si spostano nell'entroterra e ci vengono a trovare poi a visitare la Treviso, nella Marca Trevigiana, e poi le tante siti archeologici che abbiamo qua nella zona. Però chiaramente questo sarà ancora limitato per quest'anno, perché anche sul fronte straniero le vaccinazioni vanno ancora a rilento. Sarà sicuramente meglio dell'anno scorso come presenze, però non sarà ancora un'estate a pieno ritmo che ci si augura tutti quanti sia il prossimo anno. Quella che deve partire in primis è Venezia, perché sappiamo che sia una città straordinaria che attrae 20 milioni di turisti e che poi si distribuiscono in tutto il Veneto. Perciò se Venezia soffriamo tutti. È anche vero comunque che quest'anno c'è talmente tanta voglia di riprendere una vita normale, viaggiare, conoscere i territori, conoscere zone come quella di Treviso, che offre tantissimo anche dal punto di vista diciamo, enogastronomico, che sicuramente avremo dei buoni risultati. Ripeto, già l'anno scorso l'estate è stata buona, tutto sommato, fatta, ripeto, da turisti italiani, ma che comunque hanno diciamo, in parte sopperito la mancanza di stranieri. Vedremo cosa si riservano le prossime settimane. Grazie e buon lavoro a Giorgio Polegato. Grazie a voi. Grazie davvero. Buona domenica. Arrivederci. Allora, chiedo alla regia, che ringrazio fin d'ora, Italo Morao e Tony Pola, ecco, bravissimi, mandiamo la pubblicità, così poi ci colleghiamo direttamente con il prossimo ospite e entreremo in un mondo straordinario, quello dei fumetti. Rieccoci in diretta, lo dicevamo prima della pubblicità, adesso entriamo in un mondo davvero particolare e straordinario, è quello dei fumetti, è un mondo transgenerazionale perché riguarda i più piccoli fino ai più anziani, il mondo appunto dei fumetti. Chi non ha sfogliato almeno una volta nella sua vita un fumetto, e c'è chi lo fa in modo appassionato da sempre, ed è un mondo come tanti settori, magari a volte non pubblicizzato in queste settimane, in questi mesi in cui abbiamo raccontato i settori che hanno avuto a che fare con il Covid, ma è un mondo che ha avuto a che fare con la pandemia e con le trasformazioni legate alla pandemia, e ce ne parla, ed è un graditissimo ospite, Diego Bonesso, buongiorno. Buongiorno Nicola e tutti i vostri telespettatori. Ci diamo del tu perché ci conosciamo, ecco, svelo questo segreto di Pulcinella. Allora, Diego Bonesso, è difficile fare un sottopancia di Diego Bonesso, cioè la scritta sotto, perché ci vorrebbe 1 chilometro. Abbiamo scelto, meglio, insomma lui ha scelto, perché è una delle cariche più rappresentative, quella di presidente di Venezia Comics, ma cerco di essere sintetico, disegnatore di fumetti per la Sergio Bonelli Editore. I pochissimi che non lo sanno, la Sergio Bonelli Editore è, lo sapete, la casa editrice più importante in Italia per i fumetti, è tra le più importanti al mondo. Si viene in mente il nome di Randog, Tex, Zagor, ma anche i più recenti, e disegna per la Sergio Bonelli Editore Dragonero, che è una delle serie più seguite della Sergio Bonelli Editore. Poi storyboard artist in una coproduzione cartoni animati Rai Sergio Bonelli Editore, illustratore in ambito pubblicitario nel settore games, docente presso la Manga School, quindi un disegno particolare, poi magari ce ne parlerà, scuola di narrazione per immagini di Venezia, docente in numerosi workshop realizzati da Venezia Comics nelle scuole del veneziano, editor, cofondatore di Remer Comics, che è la casa editrice veneziana che produce prevalentemente serie di supereroi italiani, Capitan Venezia, Capitan Napoli, ne parleremo. Insomma, spero di essere stato esaustivo, se ho dimenticato qualcosa dimmelo. Ma allora, volevo chiederti questo,
dicevamo prima, anche il fumetto, un mondo così variegato, così complesso, così particolare, ha dovuto avere a che fare con la pandemia. Allora la prima cosa che ti chiedo è: come è cambiato il modo di lavorare, ma anche la fruizione, il fatto che le fiere, ad esempio, non ci potevano essere. Ecco, come è cambiato il lavoro in questo anno e mezzo? Allora, tecnicamente il lavoro in sé non è cambiato. Quello che è cambiato sono i problemi legati alla distribuzione. Il Covid ha pesato moltissimo sui piccoli editori, come noi appunto, cioè Venezia Comics, associazione culturale, ha anche un dipartimento editoriale con Remer Comics. I piccoli editori come noi sono dovuti scontrare con il problema di perdere il loro principale canale di distribuzione, cioè gli eventi fieristici. Editori come noi devono sempre... Allora, il problema maggiore per noi è la distribuzione. Nel momento in cui vengono a mancare le fiere, per noi è un problema enorme. Adesso semplicemente il lavoro per i piccoli editori si è praticamente fermato, hanno continuato i grandi editori a produrre normalmente, insomma, riducendo magari qualche testata, perché comunque le difficoltà nel movimento delle persone ha creato problemi anche per raggiungere i luoghi di distribuzione, e purtroppo siamo un paese che ancora non compra abbastanza online. Cioè si sta approcciando adesso a quello che è tutto il mondo del commercio online. Tra virgolette, la pandemia da questo punto di vista ha aiutato, perché ha insegnato agli italiani ad arrangiarsi a effettuare acquisti online, cosa che fino a un anno fa facevamo con maggiore difficoltà. Per noi fondamentalmente i problemi sono questi: il fatto che vengono a mancare le fiere per i piccoli editori è un grosso problema. I grandi editori bene o male riescono comunque a stare a galla, sempre con grosse difficoltà, perché comunque il mercato dell'editoria di fumetti in questo momento è comunque in difficoltà. Questo è qual è il gap tra l'Italia e altri paesi proprio su questo, sulla vendita online? C'è parecchio gap? Sì, c'è molto gap. Cioè, gli Stati Uniti vendono moltissimo online, non hanno alcun problema, e soprattutto sono molto attivi anche nel settore del crowdfunding, cioè del finanziamento delle opere tramite una raccolta fondi da parte di privati. Ed è un meccanismo molto sviluppato, che funziona estremamente bene sul mercato anglosassone. Gli italiani faticano ancora, abbiamo avuto qualche esempio virtuoso di crowdfunding, vedo i lavori che ha fatto Tatai Lab qualche anno fa, che hanno raccolto cifre come 50-60 mila euro per la produzione di nuovi albi a fumetti, però effettivamente c'è un grosso gap tra il pubblico italiano e quello americano. Parlo degli americani soprattutto, che sono i migliori in questo, cioè nel vendere online i loro prodotti e produrli online. C'è effettivamente un grosso gap. Noi stiamo imparando adesso ad approcciarci, ad acquistare i prodotti online, anche perché c'è il problema che i giovani tendono a consumare i prodotti online su telefono e a non pagarli, e a pensare che non si debba pagare il prodotto artistico. Questo è un altro problema che abbiamo. All'estero già meno, la cosa è già differente, già si pensa sì, fruisco di un prodotto online, però comunque lo pago. Per noi chiaramente è un grande problema, perché alle generazioni più giovani alle quali vorremmo rivolgersi sono quelle che ci danno maggiori problemi, perché faticano a capire che bisognerebbe pagare per fruire dei contenuti che produciamo, che comunque sono prodotti di entertainment. Noi lavoriamo comunque, oltre che per il fumetto, per il cinema, per il videogioco, i table games. Purtroppo i giovanissimi fanno fatica a entrare in questa mentalità, abituati ad avere tutto gratuitamente online mediante i loro device. Questo è un problema, cioè proprio l'editoria carta stampata che è in grossa difficoltà. Questo sì, assolutamente. Gli americani sono dei pionieri in questo, cioè hanno risolto, cioè, se le librerie erano chiuse a causa Covid, comunque la gente acquistava online senza particolari problemi. Noi ci stiamo arrivando, cioè il Covid, tra virgolette, ci è servito per darci una smossa in merito, insomma. Abbiamo cominciato ad acquistare ora, ma proprio perché non avevamo alternative, ma la strada è ancora lunghissima.
E un modo per ripartire è anche quello dei festival. Venezia Comics Festival quando ritorna e come ritorna? Allora, purtroppo è stato sospeso per quest'anno. Per gli ultimi 2 anni, di la verità, per il 2020-2021 causa Covid. È un gran peccato perché la nuova location che avevamo trovato, che spero diventi la nostra casa per sempre, presso le strutture di Forte Marghera, Venezia, è un posto strepitoso. È stato 3 anni fa, abbiamo fatto il primo evento, è andato molto bene, siamo molto molto contenti dell'afflusso di pubblico, è stato felice anche il Comune di Venezia e soprattutto il Comune di Venezia sta cercando di riqualificare la zona in una maniera strepitosa, secondo me, per quel che vale la mia opinione, però effettivamente stanno facendo dei lavori eccezionali per riqualificare tutta l'area del Forte Marghera, quindi sia viabilità, ristrutturazione degli edifici. Sta diventando un ambiente veramente interessante, veramente un posto molto molto bello per aggregare le persone, quando si potrà farlo chiaramente. Questo non è il momento storico per andare ad aggregarsi, però è sicuramente una location della quale siamo molto molto felici e speriamo di poter tornare per il 2022. Sicuramente per il 2021 non se ne parla, è stato annullato ufficialmente perché il rischio è troppo alto, non abbiamo ancora dati certi in merito alla pandemia. Speriamo per il 2022. La location sarà certamente Forte Marghera a Venezia. Nel frattempo esiste RIF, che è la Rete Italiana Festival del Fumetto, che è nata proprio come reazione alla pandemia. Ce ne parli? È stata una bellissima reazione nata prima, si è creata una sorta di consorzio tra i vari festival del fumetto che hanno sempre operato autonomamente. Cioè, ci sono enormi strutture come quelle di Lucca con grossi finanziamenti statali che evidentemente smuovono un volume d'affari enorme, per cui bene o male Lucca è sempre stato un caso a parte ed è stato sempre aiutato anche dalla politica, mentre invece tutti i festival minori hanno sempre dovuto più o meno arrangiarsi e lavorare autonomamente. La pandemia in qualche maniera ci ha unito e ha fatto in modo che noi ci potesse creare una rete di festival del fumetto. In Veneto, ricordo, c'è il Treviso Comic Book Festival e il Venezia Comics che aderiscono a questa iniziativa. Questo ci permette di avere una direzione generale di tutti i festival, in modo che possano collaborare l'uno con l'altro e ottimizzarsi, con un ottimo appoggio da parte della politica, perché questa volta della politica centrale, questa volta abbiamo avuto proprio l'appoggio del Ministero della Cultura, all'epoca quando si è cominciato a parlarne con il ministro Franceschini, mi pare. Quindi finalmente c'è una direzione politica che ci ha appoggiato, che ci ha visto, che ci sta in qualche maniera venendo incontro e che ci aiuterà a fare rete, quindi non più una gestione individuale del singolo festival o locale con i vari comuni, con i vari assessorati delle regioni o delle città dove si svolgono i festival, ma anche con l'aiuto di una direzione nazionale da parte del Ministero della Cultura. E per noi è una bella vittoria anche il fatto che il Ministero della Cultura riconosca le nostre attività e riconosca la valenza del fumetto come arte, appunto, e quindi cerchi di valorizzarlo. Siamo molto molto contenti. Il RIF è stata una bella reazione del mondo fieristico del fumetto per reagire al Covid. Il dispiacere mio è che purtroppo per unirci abbiamo dovuto vivere un momento di emergenza. Chiaro, sarei stato molto più felice che si fosse arrivati a queste conclusioni, a fare rete anche prima della pandemia. Senza esserne costretti, insomma, purtroppo a volte sono le circostanze drammatiche che portano a unirsi, non dovrebbe essere così, in effetti. Prima di parlare del progetto del crowdfunding, che è molto particolare, abbiamo visto prima nelle immagini, se le facciamo rivedere poi dei tuoi disegni, le immagini di alcune delle tavole di Diego Bonesso, anche l'immagine di Capitan Venezia. Allora, per i pochi che non sanno, visto che domani è San Marco, insomma, si parla di Venezia anche di 1600 anni. Ci spieghi chi è Capitan Venezia per i pochi che non lo sanno? Allora, Capitan Venezia è un progetto a fumetti nato dalla mente di Fabrizio Capigatti, credo una decina d'anni fa.
in cui si è cercato di riportare le storie e la narrazione tipica del fumetto americano supereroistico sul territorio italiano, nella fattispecie a Venezia. E era nato un po' come un gioco, devo dire la verità, 10 anni fa, era nato veramente come un gioco per gli studenti della scuola del fumetto. Poi col tempo siamo tutti diventati professionisti e è diventato una realtà in qualche maniera viva, attiva del fumetto locale, insomma. È molto carino perché abbiamo cercato di portare veramente le dinamiche della narrazione del fumetto americano in Italia, perché alla fine non abbiamo niente da invidiare all'America, cioè non vedo perché una storia di supereroi debba essere necessariamente ambientata a New York e non possa essere ambientata in una città meravigliosa come Venezia. Quindi abbiamo cercato di creare questo fumetto che adesso siamo al secondo albo della seconda stagione, che uscirà con il prossimo Venezia Comics Festival, sempre pandemia permettendo. Però comunque è una cosa molto 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 carina. Adesso speriamo di fare sempre qualcosa di più con il Comune di Venezia, anche come veicolatore di informazioni, di notizie della città, chi lo sa, cioè, abbiamo qualcosa in ballo, speriamo di riuscire a fare qualcosa in questi termini. È un prodotto del quale molto vincolato al territorio, chiaramente non può avere una diffusione nazionale. Però sicuramente è una cosa molto interessante perché stiamo cercando di portare il fumetto supereroistico sul territorio nazionale, perché penso che non abbiamo niente da togliere, niente di meno delle produzioni americane. Tant'è vero che ora come ora, non so se il pubblico lo sa, ma una grossissima fetta dei disegnatori migliori che lavorano sul mercato americano sono italiani. Cioè, uno dei disegnatori di punta della Marvel è il nostro Marco Checchetto, che è di Dolo, quindi che è qui della nostra zona, Federico Vicentini. Abbiamo tantissimi autori italiani e veneti che lavorano per il mercato americano, ed è molto interessante poi che gli stessi autori che disegnano l'Uomo Ragno in America disegnano Capitan Venezia qui. Federico Vicentini, che sarà presente sul numero 1 seconda stagione di Capitan Venezia, è un disegnatore di Spider-Man per gli Stati Uniti ed è anche un disegnatore di Capitan Venezia, quindi si creano queste cose, queste unioni molto molto divertenti, dove sono gli stessi autori, fisicamente gli stessi autori che realizzano, cioè non è un prodotto dilettantesco, è effettivamente un prodotto realizzato dagli stessi protagonisti che lavorano per il mercato americano. Queste meravigliose tavole peraltro fanno capire come non c'è proprio più differenza, se mai ce ne fosse stata negli anni, tra un autore americano e un autore italiano, perché insomma quello è il livello. È un po' il complesso di inferiorità che ci portiamo dietro in tanti campi forse. Sì, sicuramente è dovuto al fatto, è effettivamente un complesso di inferiorità che abbiamo noi culturalmente, ma non tecnicamente, anche perché fisicamente questa tavola che state vedendo, per esempio, è stata fatta l'ho fatta io per Come On Comics, un crowdfunding per gli Stati Uniti per un table game che ha raccolto $500,000 di prevendita, quindi si possono avere anche grandi successi. Eccolo Capitan Venezia, eccolo qua, è questo? Eccolo qua, eccolo qua. Nella prima vignetta si vedeva anche Alex Ruffini, il compianto fotografo veneziano venuto a mancare 2 anni fa. Certo. Di cancro, portava la maglietta appunto della sua associazione che ha fondato lui, Cancer, Drugs and Rock and Roll, un'associazione di volontariato che raccoglie fondi per la ricerca oncologica e con la quale noi speriamo di collaborare sempre più spesso per poter aiutare le attività dell'associazione. Cerchiamo anche di fare questo, fa sempre parte dell'attività di Venezia Comics, associazione culturale, cercare di aiutare enti no profit locali con intenti lodevoli, insomma, come appunto quello dell'associazione fondata da Alex Ruffini, Cancer, Drugs and Rock and Roll. Alex, insomma, la sua associazione ha fatto molte mostre al Forte Marghera, insomma, una presenza forte di tutta l'attività associativa veneziana.
Ecco, e speriamo di collaborare più spesso possibile, di poterlo aiutare insomma a raccogliere fondi. Cioè, a proposito di questo, prima hai parlato di Capitan Venezia, Capitan Napoli, ci spieghi, ci racconti, abbiamo parlato anche di crowdfunding, cosa nasce, qual è l'iniziativa del crowdfunding per Capitan Napoli? C'è un blocco di immagini proprio su questo, lo dico alla regia. In questo momento abbiamo avviato una campagna di crowdfunding. Il crowdfunding è una metodologia di raccolta fondi per la realizzazione di un prodotto culturale, di un brevetto, di un oggetto high tech, qualsiasi cosa. Si cerca di raccogliere i fondi con una sorta di prevendita sul prodotto, cioè l'utente acquista il libro prima che esca, ci dà i fondi per poterlo realizzare. Noi fortunatamente il prodotto ce l'avevamo già pronto, l'avevamo già completato, pagato, però volevamo appunto, non è stato lanciato nel momento in cui doveva essere lanciato per causa dello stop per il Covid, lo stiamo avviando ora. Ed è in corso in questo momento la campagna di crowdfunding, di raccolta fondi per il progetto. Siamo partiti da pochi giorni, speriamo che vada bene, siamo ottimisti. La cosa della quale mi piace molto parlare è che Capitan Venezia e Capitan Napoli sono uniti. Il fatto che siano uniti nel fumetto, io lo amo moltissimo, il fatto che il nostro staff si divida tra personale napoletano e personale veneziano, io lo trovo una cosa veramente, veramente interessante, dove due realtà sociali, culturali, geografiche, lontane, sono comunque accomunate in questa maniera forte dall'amore del fumetto. Io la trovo una cosa strepitosa e spero che anche i lettori lo apprezzino. La città di Napoli, per esempio, ci ha sempre accolto benissimo quando noi, come disegnatori veneziani, ci recavamo lì con i nostri stand di Venezia Comics, e spero di poter richiamare il favore al più presto a Venezia Comics, appunto, al festival. Cioè, lo trovo veramente interessante che l'amore per il fumetto sia un trade union tra due culture sempre italiane ma lontane, come appunto la cultura veneziana e quella napoletana, che per una serie di luoghi comuni sembra agli antipodi, però è molto molto bello che siamo riusciti ad unirle, cioè l'editore veneziano e produce sia per il mercato campano che per il mercato veneto. E ha uno staff diviso equamente in due parti, un settore napoletano e un settore veneziano per l'appunto. Senti, è un mondo, l'hai detto prima, molto bello, molto interessante, ricco di opportunità. I ragazzi, i giovani che volessero entrare in questo mondo devono temere che, lo dicevi tu, insomma la situazione a livello di editoria è un po' particolare anche a causa del Covid, oppure ci sono più strade da percorrere in questo mondo? Allora, ci sono moltissime strade e, che ci crediate o meno, in questo momento eccezionale per quello che riguarda tutto il settore dell'entertainment, del concept design, character design, FX per il cinema, gli storyboard artist. C'è veramente un campionario enorme di possibilità, perché comunque l'editoria sì è in difficoltà, l'editoria cartacea, però il mercato, il business dei videogiochi, del cinema va fortissimo, le varie piattaforme di streaming vanno fortissimo, le varie piattaforme di streaming assumono continuamente, le opportunità di lavoro sono enormi, ma la competizione è globale, cioè il livello deve essere necessariamente alto. Il lavoro c'è, ci sono i soldi, va tutto bene da questo punto di vista, però il livello tecnico degli autori deve essere alto, deve essere assolutamente alto. L'editoria sì è più in difficoltà, però un disegnatore bravo comunque lavora, uno sceneggiatore bravo comunque lavora. È chiaro, ci sono dei problemi da questo punto di vista. Invece tutto il settore audiovisivo, io adesso lavoro per una coproduzione Rai, Sergio Bonelli come storyboard artist, adesso da maggio comincerò a lavorare anche in settore games. Le opportunità ci sono a patto che il livello sia alto. Per raggiungere questi livelli alti bisogna assolutamente studiare, perché non siamo più negli anni 70 e 80, non esiste più il disegnatore autodidatta, non ce la può fare nel 2020, servono delle capacità tecniche. Purtroppo la scuola italiana non riesce a formare
delle figure professionali. Non voglio aprire polemiche, però oggettivamente la scuola italiana, per come è strutturata, le scuole d'arte non sono al passo, non riescono a formare sufficientemente delle figure professionali, perché di figura professionale si tratta, efficienti. Ci sono gap, problemi con i ragazzi, purtroppo escono dalle scuole, si laureano e faticano ad usare i software. È un grossissimo problema. Ci sono delle vie alternative, cioè io consiglio sempre alle famiglie che mi chiedono, ci sono tantissime scuole del fumetto in tutta Italia, su tutto il territorio, che possono gestire le lezioni anche online. Organizza anche Venezia Comics con la sua Manga School, una scuola del fumetto. E le lezioni adesso ormai sono in DAD in tutta Italia, quindi non ci sono problemi. Per noi la DAD non è un grossissimo problema. Facciamo in DAD anche delle lezioni presso le varie scuole del territorio del comune di Venezia, sempre coadiuvati dal comune. Però allora ci sono moltissime scuole, consiglio a chi è interessato deve iscriversi, non necessariamente la scuola che gestiamo noi, ma una qualsiasi di tutta Italia, perché lo studio serve assolutamente. E soprattutto, devo dire, in un secondo step, i workshop. Trovare l'autore di riferimento, iscriversi ai workshop dell'autore di riferimento, l'autore che fa la cosa che ci interessa. Bisogna però essere super preparati, perché è un ambiente molto bello, molto meritocratico. Qui l'amicizia, la raccomandazione non vale niente, perché se non sai lavorare la raccomandazione non serve a nulla. Quindi è un lavoro dove se sei bravo lavori e procedi e progredisci. Progredisci professionalmente, progredisci economicamente, è estremamente meritocratico, ma bisogna studiare, non ci si può assolutamente improvvisare. La passione non basta, bisogna assolutamente studiare. Mi dispiace dirlo che effettivamente ci sono grossi problemi con la scuola pubblica. La scuola pubblica non forma queste figure, a me dispiace, non le forma sufficientemente. C'è sicuramente qualche corso di laurea in qualche accademia italiana all'altezza, ma sono molto pochi. Purtroppo, o per fortuna, insomma, dal mio punto di vista, bisogna iscriversi alle scuole private di fumetto, assolutamente, ma le opportunità di lavoro ci sono. La competizione però è globale, assolutamente. Messaggio molto molto chiaro. L'ultima cosa che ti chiedo è una cosa personale, da artista, da autore, da creatore di immagini. Ti sei mai chiesto come avresti realizzato, disegnandolo, la pandemia, il Covid? E poi che autore secondo te di fumetti, storico, a tua scelta, potrebbe rappresentare al meglio la pandemia? Allora, a me viene in mente un autore storico, penso all'Eternauta, la rivista storica degli anni 70. Ho un momento di lapsus in cui non mi viene il nome dell'autore, Ostered, lo sceneggiatore. Era un prodotto degli anni 70 che in qualche maniera è arrivato prima, aveva capito, parlava del Sud America, della dittatura dei colonnelli. Era arrivato prima, aveva già visto quello che sarebbe successo dopo, immaginava già Pinochet. Quindi dico, prodotti del genere potrebbero rappresentare la pandemia, perché nessuno aveva immaginato niente di simile, nessuno aveva assolutamente immaginato. Quindi i grandi visionari del mondo del fumetto, io penso, che ne so, Homo Moebius, autori del passato, purtroppo mi vengono in mente solo loro in questo momento, perché erano quelli che riuscivano a vedere prima le cose, cosa che noi, come nessun altro sul pianeta, era riuscito a fare. Come vedremo il Covid? Penso che lo vedrete fisicamente a breve, perché come Venezia Comics ci stiamo pensando, quindi non vi anticipo niente, abbiamo delle idee su come vorremmo rappresentarlo il Covid, quindi mi risparmio la sorpresa per il futuro, magari un secondo invito in futuro, perché abbiamo delle idee in ballo, perché penso che sia un dovere di tutti noi raccontarlo. C'è chi racconta storie, lo fa con l'arte, col video. Noi vedi, abbiamo anche prodotti audiovisivi con l'aiuto del nostro regista Tobia Berti, che ci aiuta, un regista veneziano che ci aiuta per tutte le nostre produzioni audio-video.
chi racconta storie mediante immagini, mediante cinema, mediante videogioco deve raccontarle queste cose, assolutamente. Quindi non vi dico ancora come lo vorrei raccontare, perché spero che lo vedrete e magari comprerete anche i nostri futuri prodotti. Assolutamente, assolutamente. Allora sicuramente ci rincontreremo. Allora qualcosa sarà e ci lascia la sorpresa. Grazie davvero, grazie a Diego Bonesso per essere stato con noi, ci ha fatto questo spaccato molto interessante di un mondo che vive la pandemia con creatività e ci sono anche tante opportunità di lavoro, ma avete capito insomma qual è il percorso da affrontare. Grazie davvero, buon lavoro a Diego Bonesso, a tutto lo staff di Venezia Comics, a tutti i tuoi collaboratori e i tuoi colleghi. Grazie. Grazie mille, grazie a voi, un saluto a tutti i vostri telespettatori. Grazie, grazie, buon lavoro. Noi andiamo in pubblicità e c'è anche il meteo. Grazie. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo. A Longarone, Poncico di Zoppola e Sandona di Piave. Bentrovati al meteo. Weekend della liberazione all'insegna dell'alta pressione con temperature in aumento in perfetto stile primaverile, ma da lunedì si alterneranno pioggia e ondate di calore. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 24 aprile. Sul Veneto generali condizioni di bel tempo, la nostra regione infatti godrà di una giornata asciutta e soleggiata, il cielo sarà sereno o al massimo velato, qualche addensamento in corrispondenza dei rilievi ma senza conseguenze. Temperature gradevoli, lievemente sopra la media del periodo, minime tra 5 e 8 gradi, valori massimi compresi invece tra i 18 e i 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, cielo limpido, qualche nube in prossimità dei monti ma del tutto innocua. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, valori massimi invece oscillanti tra i 19 e i 21 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige dove non cambia lo scenario, anche qui vedete il contesto sarà decisamente soleggiato ovunque. Temperature minime intorno ai 6 gradi, valori massimi infine sui 22 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo. A Longarone, Poncico di Zoppola e Sandona di Piave. Rieccoci in diretta, è la nostra fascia diciamo del dibattito politico perché ci sono tanti temi da affrontare. Allora ringrazio e presento subito i nostri ospiti, poi vi do una notizia di poco fa che riguarda il recovery plan. Allora vado in ordine sparso, l'onorevole Alex Bazzaro della Lega, buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. Giuseppe Sacca del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie. Poi in senso orario Luigi Susin, Fratelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno, grazie a tutti, grazie per l'invito. Ultima ma non ultima, Erika Baldini, Movimento 5 Stelle, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Allora vi do questa notizia di poco fa che leggo dal sito di Repubblica, parliamo del recovery plan, il testo oggi in Consiglio dei Ministri, ma c'è stato un altro rinvio, il Consiglio dei Ministri sul PNRR, recovery plan dell'Italia, previsto per le 10 di questa mattina era il Consiglio dei Ministri, è stato rimandato ancora, non si conosce per il momento il nuovo orario di convocazione, forse nel pomeriggio. Ieri c'era già stato un rinvio, ovviamente è il piano diciamo, da presentare poi all'Europa entro il 30 di aprile, ma prevede tra le altre anche lo stop a quota 100, magari ne parleremo, pare che si sia incagliati sul mancato del rinnovo del super bonus fino al 2023, scatenando le critiche del Movimento 5 Stelle di Forza Italia. Insomma si discute ampiamente del recovery plan, ne parleremo fra poco. Prima volevo parlare con voi uno dei tanti temi di cui sta dibattendo in queste ore che riguarda ovviamente le riaperture. Abbiamo visto polemiche sulle riaperture, su questa riapertura a singhiozzo soprattutto per i ristoratori. La polemica anche di queste ultime ore riguarda i centri commerciali. I centri commerciali
in teoria sembrava dovessero dal 15 maggio poter aprire anche nei weekend, e questa che sembrava essere una delle indicazioni è scomparsa dal decreto finale, e quindi c'è un comparto in rivolta. Partiamo da qui, ma poi allarghiamo il raggio alla necessità o meno del coprifuoco, eccetera. Bazzaro, è una befala definita Massimo Bitonci? Io credo che in un governo di unità nazionale sia necessario trovare un metodo di lavoro e seguirlo sempre. È impensabile dire a un'intera categoria commerciale come quella appunto della grande distribuzione il venerdì che si può aprire, trovare poi nel decreto il sabato una posticipazione di questa apertura di altri 20 giorni. Onestamente è qualcosa che ci ha lasciato allibiti, perché c'era stato un accordo all'interno del consesso del Consiglio dei Ministri, quindi di questa maggioranza che regge questo governo, e non trovarlo significa non dare risposte a chi deve iniziare a lavorare per poter ripartire e tornare a fare economia. Non vorremmo, lo diciamo con dispiacere, che ci fosse dietro una scelta ideologica, una scelta di voler andare a penalizzare quello che è il lavoro privato e la libera impresa, perché evidentemente ripartire in sicurezza sì, ma soprattutto tornare a vivere, e credo che la riapertura dei centri commerciali sia una delle tappe necessarie e sufficienti. Poi mi spiace doverlo ribadire anche una volta, ma credo sia qualcosa che interessi fortemente a tutti i cittadini italiani, e cioè il famoso coprifuoco. Noi continuiamo a ribadirlo, non c'è nessuna evidenza scientifica che comprovi un legame tra la lotta al virus e il coprifuoco, una scelta di ordine pubblico, ma è una scelta che gli italiani subiscono da 14 mesi, e noi chiediamo di ascoltare regioni e comuni, non della Lega, ma della Conferenza Stato-Regioni, quindi che rappresentano tutti i movimenti politici, coloro che governano i nostri enti locali, e di dare fiducia agli italiani permettendo di ripartire. Chiudo la parentesi, da veneziano in una zona l'Italia fa il 13% all'anno di PIL grazie al turismo, siamo riusciti a ottenere in Consiglio dei Ministri la riapertura immediata degli stabilimenti balneari, quindi la possibilità per gli operatori del turismo di operare. È ovvio che il coprifuoco e le aperture non vanno d'accordo, perché pensare di attirare turisti stranieri con un coprifuoco alle 22 è un ossimoro in termini, quindi un po' di buon senso, ma soprattutto nessuna scelta ideologica. Onestamente, continuo a ribadirlo, sentire un ministro che pubblica un libro in cui dice che quando vede due macchine o due persone insieme gli prende il panico, noi chiediamo di dare fiducia agli italiani dopo 14 mesi di lockdown e di sacrifici durissimi, perché i dati scientifici sui contagi sono in calo, ma soprattutto perché non c'è un'evidenza di correlazione tra questi dati scientifici e un coprifuoco che è solamente punitivo. Saccà, sui centri commerciali, ma poi anche sul coprifuoco, si è detto, anche alcuni esponenti, virologi, scienziati hanno detto sì, è una scelta più politica che reale, però starebbe nel solco di quella prudenza, o no? Mi spiace sentire sempre richiamare questioni ideologiche quando in questo caso bisognerebbe attenersi ai dati. Anche ieri abbiamo avuto 342 morti in Italia e sappiamo benissimo che abbiamo sfondato ampiamente i 100.000 deceduti per causa Covid-19. Tutti vogliamo riaprire, tutti vogliamo tornare alla nostra vita, diciamo, normale. Qui bisogna riuscire a utilizzare le giuste misure. Neanch'io mi appassiono particolarmente alle 22, 23 e quant'altro, però visto che l'onorevole Bazzaro richiamava Venezia, a Venezia abbiamo visto, quando c'è stata la possibilità dai dati epidemiologici di riaprire, ci sono stati comportamenti assolutamente irresponsabili e pochi controlli. Allora a questo punto dobbiamo tutti fare uno sforzo, e questo sì, richiamare veramente a un governo, a un intento di unità nazionale che vada oltre le appartenenze politiche. È ovvio che vogliamo tutti riaprire, far ripartire l'economia, ma far ripartire, diciamo, la società. Io penso spesso e volentieri anche alle scuole. Su questo ho sentito richiamare il ruolo delle regioni. Adesso, al di là dei colori politici, ci sono alcune regioni che si sono mosse in un certo modo per garantire il trasporto pubblico locale e quindi le riaperture delle scuole, e altre regioni che sono state molto più deficitarie. Quindi lasciamo stare le polemiche politiche e cerchiamo di lavorare in maniera molto attenta e precisa su come riuscire a riaprire il più possibile, e su questo dobbiamo basarci sui numeri e sui dati. Quindi effettivamente c'è un po' di confusione dall'inizio della pandemia, ma del resto una pandemia è, lo dice la stessa parola, un qualcosa di assolutamente eccezionale, e quindi
lasciamo da parte le polemiche e concentriamoci sui numeri. Io credo che ci sia la possibilità, con un atto di responsabilità da parte di tutti, che spesso è mancato, di riuscire a fare delle riaperture controllate in maniera tale, ed è questa la cosa più importante, che non si riapra per richiudere tra 3 settimane. Quindi io preferisco anche, devo dire, un minimo di attenzione in più in queste giornate per poi riuscire a riaprire, ma in termini, come dire, strutturali e continuativi. Questo riguarda tanti settori, a partire dal mondo ad esempio della cultura e dello spettacolo, che finalmente potranno riaprire e dovranno appunto ovviamente garantire i protocolli e la sicurezza, e speriamo che sia una riapertura strutturale. Susi, intanto mentre parla faccio vedere anche le immagini del flash mob, credo sia di Quinto o di Treviso, insomma di stamattina, di Fratelli d'Italia. È uno dei tanti flash mob di queste settimane. Se mi chiudi non mi chiedi. Allora Susin, cosa dice? Ma dico che sono orgogliosamente contento di essere in un partito che è all'opposizione e non ha voluto far parte di questo assemblamento politico che dice tutto e il contrario di tutto. Perché? Perché l'ho sentito adesso dal rappresentante della Lega, che ha fatto un ragionamento che fila a 360 gradi, lo avrei fatto io, che però in Parlamento poi si replica comunque in modo contrario. Gli unici che a questa cosa si è reso così contrario e ha votato con un voto contrario alla chiusura delle 22 è proprio Fratelli d'Italia. Quindi io dico, in questo momento qua l'Italia è in ginocchio, gli imprenditori sono alla canna del gas, abbiamo la necessità di far lavorare le aziende e sicuramente non è possibile far lavorare le aziende chiudendole alle 22. È ovvio anche che chiudendo le aziende alle 22 tutto quanto il comparto turistico è penalizzato. È penalizzato perché? È penalizzato perché i tedeschi e i turisti che vengono da fuori, che generalmente sono abituati a soggiornare nei nostri litorali, quest'anno probabilmente non lo fanno per il semplice motivo che non sono concordi sul fatto della chiusura alle 22. Hanno già mandato numerose disdette agli albergatori, perché appunto si andranno a recare su posti tipo Grecia, tipo Spagna, dove non c'è questo tipo di operazione, insomma, di chiusura alle 22. Dico che sia fermamente sbagliato, incostituzionale, è una scelta puramente politica, perché questa è una scelta puramente politica, perché non è stato sentito assolutamente il CTS, e quindi io dico, non credo che dalle 22 a mezzanotte ci sia più o meno contagio. Credo che la cosa più opportuna da fare sia quella di dare l'opportunità alle aziende di lavorare e mettere in campo una serie di controlli serrati, per l'amor di Dio, io non dico di no, ma che diano l'opportunità di fare in modo di muovere la gente, far cominciare a rivivere le persone come vivevano l'anno scorso. Tengo a precisare che l'anno scorso, che non avevamo vaccini, non avevamo contezza di quello che ci stava succedendo sotto un certo punto di vista, in questo periodo qua eravamo comunque liberi di andare al mare, di star fuori fino a una certa ora e non avevamo queste limitazioni. Quindi dico, se il governo dei migliori adotta questo tipo di soluzioni alla pandemia che stiamo attraversando, ripeto, sono orgogliosamente contento di essere all'opposizione. Allora sentiamo Baldin, poi torno da Bazzaro, perché il messaggio di Susina era chiaro, insomma una Lega di governo non piace molto, lo sappiamo, insomma, a Fratelli d'Italia, che la vorrebbe dalla sua parte. Baldin,
Questo dice Susin, c'è una scelta politica e poi c'è, lo faremo vedere fra poco, anche chi molto più concretamente il 26 dice io non so cosa fare, se piove, peraltro pare che pioverà, cosa dovremmo fare? Sono tante domande di persone che a questo punto dicono beh il 26 sapete che c'è, io non apro, c'è una metà ad esempio di ristoratori a Treviso che ha deciso di aspettare, quindi si sentono un po' beffati. Baldin. Beh, io in realtà vedo, almeno qui insomma nelle mie zone, vedo la spiaggia di Sottomarina che si sta preparando al meglio, in sicurezza chiaramente, quindi c'è assolutamente la voglia di ripartire da parte dei nostri esercenti, delle nostre attività turistiche, ma lo dobbiamo fare, come abbiamo sempre detto e continuiamo a ripeterlo, sulla base dei dati, perché se sottovalutiamo il pericolo, come diceva qualcuno che mi ha preceduto, potremmo incorrere di nuovo in un'altra ondata che sarebbe già la quarta e non ne abbiamo bisogno, quindi anch'io sono dell'idea che piuttosto che riaprire tutto con il pericolo poi di ritrovarsi peggio di prima, dover richiudere un'altra volta con problemi ancora maggiori per gli esercenti, sia meglio aspettare, vedere con gradualità le ulteriori possibili aperture anche in termini di orari, quindi dalle 23 passare poi alla mezzanotte nel giro di qualche settimana, però sempre sulla base dei dati. Questa deve essere la nostra linea guida assolutamente, non possiamo illudere le persone perché purtroppo il numero dei contagi e dei morti è ancora troppo alto nel nostro paese, ma anche qui in Veneto, parliamo di dati che hanno aumentato anche il numero dei ricoveri perché abbiamo avuto 12 ricoveri in più rispetto all'altro giorno, qui solamente in Veneto, per cui vuol dire che il pericolo non è passato. Dobbiamo ancora portare pazienza, dobbiamo assolutamente fare una cosa e credo che questo governo si sia impegnato veramente seriamente a farlo, aumentare le vaccinazioni. Abbiamo avuto delle problematiche iniziali, ancora adesso non tutto è risolto, però dobbiamo metterci in testa che questa è la vera via per uscire dall'epidemia, ovvero vaccinare il numero più alto possibile dei cittadini italiani, a partire dalle categorie più anziane, dai fragili, e soltanto una volta che avremo raggiunto l'immunità di gregge sarà possibile fare tutto quello che noi vogliamo. Io parlo da persona, da donna veneta, italiana, che vuole assolutamente riaprire questo paese. Siamo tutti stanchi dopo più di un anno di stare rinchiusi in casa, di avere amicizie, limitazioni, limitati, tutta la nostra vita è limitata, quindi la necessità è quella che una volta che verranno fatte tutte le vaccinazioni del caso si possa in via graduale riaprire tutto in sicurezza. Ma se non arriviamo a questo, signori miei, è difficile pensare di riaprire dall'oggi al domani, perché è evidente che sarà un qualcosa di graduale che va fatto con grano salis. Non possiamo permetterci di pensare di riaprire quando i casi in Veneto anche sono questi. Abbiamo la necessità anche di garantire le cure alle persone che da più di un anno aspettano ricoveri, operazioni chirurgiche. Questo Covid ci ha insegnato che il nostro sistema sanitario è anch'esso fragile, perché abbiamo dovuto mettere in stand-by le persone che dovevano essere operate, che avevano bisogno appunto della nostra sanità, e quindi questo è quello che mi preoccupa, perché abbiamo dovuto lasciare da parte queste persone. Adesso finalmente potranno riprendere le operazioni chirurgiche, insomma tutto quello di cui necessitava la popolazione, però abbiamo rischiato seriamente di compromettere la salute di tutti per questo Covid maledetto. Per cui ecco, bisogna ancora fare attenzione e soprattutto dare alle persone i messaggi e le informazioni esatte, senza soffiare sulla rabbia, sul senso di impotenza di tutti per raccattare insomma qualche voto in più. Io credo che sia questo il vero nocciolo della questione, e anche le polemiche che stiamo vivendo nell'ultimo periodo tra Lega e Fratelli d'Italia sono legate a questo, ovvero c'è una Meloni che sta prendendo il volo e dall'altro un Salvini che arranca, quindi
Io credo che anche la parentesi governativa della Lega sia destinata in qualche modo a spegnersi. Magari in quest'estate ci potrebbe essere un ritorno al papete da parte di qualcuno, proprio perché c'è una continua ricorsa a un consenso che non fa bene al Paese. Noi dobbiamo rincorrere cosa? I vaccini in questo momento, non il consenso elettorale. Dobbiamo fare il bene dei cittadini, non il bene di noi stessi, dei partiti. Allora, vedevo che si metteva le mani in faccia Bazzaro. Bazzaro e poi Susi su questo e poi anche Sacca. Bazzaro. Ho toccato un nervo scoperto, mi sa. Bazzaro. Sì, guardi, non avevo mai sentito la battuta del papete, quindi è nuova e abbiamo riso tutti insieme. Guardi, io rispondo a entrambe le domande del direttore che stava ponendo prima il discorso della relazione all'interno del centrodestra in primo luogo. In primis vorrei approfittare di un 30 secondi per spiegare a chi ci ascolta da casa, magari spesso commenta sui social, i cittadini interagiscono sempre con noi nella quotidianità, che se la Lega non fosse entrata in questo esecutivo non si sarebbe andati a votare, non ci sarebbe stato un esecutivo di centrodestra, ci sarebbe stata la stessa maggioranza del Conte bis a sostenere Draghi Premier, quindi avremmo avuto il governo Draghi con la maggioranza precedente. È un dato importante da sapere, perché la nostra entrata, con tutti i distinguo del caso, perché è ovvio che governare con forze con cui fino a 20 giorni prima eri all'opposizione è difficoltoso, ma la nostra entrata all'interno della maggioranza è servita ad esempio a far sì che dal 26, cioè dal lunedì mattina, grazie ai dati medico-scientifici, non alle teorie della Lega, si potesse riaprire in sicurezza una gran parte dei comparti. È tutto come lo vorremmo? No, assolutamente no. L'ho citato prima, infatti l'amico e collega di Fratelli d'Italia ha giustamente ribadito che era un discorso che avrebbero potuto fare anche loro. Il punto è che noi avremmo voluto anche Fratelli d'Italia all'interno, perché crediamo che come forza di centrodestra avremmo potuto spingere maggiormente sull'acceleratore, tenendo presente che la maggioranza parlamentare di centrosinistra oggi ha i numeri per governare in totale autonomia. A me quello che interessa sono i dati veri, i numeri. Questo governo stanzierà, io interverrò per il mio gruppo in aula nella giornata di lunedì sullo scostamento di bilancio, ulteriori 40 miliardi a favore di liberi professionisti, imprese, cioè di tutte quelle categorie che non hanno, come il sottoscritto che è fortunato grazie ai cittadini italiani, lo stipendio garantito del 27 e che con questo nuovo scostamento di bilancio potranno trovarsi ulteriori fondi nelle casse, nel proprio banco, nel proprio conto corrente. Questi sono i dati che ci interessano. Un passaggio ulteriore, sempre sul perché la Lega sta in questo esecutivo, è proprio per far sì che ad esempio anche la diatriba sul coprifuoco, che non è una diatriba ideologica, è una diatriba legata sempre ai dati sanitari scientifici. Noi abbiamo chiesto se c'è una correlazione tra chiusure alle 22, cioè non permette una misura orizzontale che non permette a chi abita in un bosco in montagna di uscire a rigor di legge alle 22.01, ma nello stesso tempo al mattino abbiamo degli autobus strapieni per 1001 motivazioni e abbiamo anche magari le file di fronte ai centri commerciali. Inoltre, apro e chiudo parentesi, se l'anno scorso io in primo luogo l'ho fatta io perché la mia commissione di competenza è quella delle politiche dell'Unione Europea. Ci siamo trovati nel mese di aprile con gli stati stranieri, in questo caso Germania, Austria e Repubblica Ceca, che facevano i corridoi europei bypassando l'Italia, cioè la bypassavano andando a accordarsi con la costiera adriatica di Croazia e Slovenia. Ci troviamo oggi di fronte alla necessità di aver detto di essere in questo governo è un'altra vittoria che portiamo a casa non come Lega e come partito, ci saranno prima o poi le elezioni, i cittadini giudicheranno, ci dobbiamo portare a casa una vittoria per un comparto turistico che, lo ricordo, sempre numeri astrusi, ma il 13% del PIL si fa così. Ora, se stare in questo governo, con tutte le difficoltà del caso, gli scontri del caso, serve a portare a casa anche solo €1 in più alla mia città, al mio comune, alla mia nazione e agli italiani che sono stati in questo momento per 1000 motivi dimenticati precedentemente dai ristori post pandemia, io sono pagato dagli italiani per risolvere. Onestamente, glielo dico con la massima serenità, stare all'opposizione sarebbe stato facilissimo perché motivi per bombardare, lo avete visto anche in queste poche battute di scambio con i colleghi di altri movimenti, ce ne sarebbero stati. Però francamente a noi interessa portare quelle visioni di liberi professionisti, ristoratori, mondo delle imprese che noi come Lega rappresentiamo da sempre, portarla all'interno di un esecutivo che a nostro avviso con la maggioranza precedente questo tipo di categorie le ascoltava poco, le ascoltava male evidentemente. Apro e chiudo e concludo davvero, scuso per essermi dilungato, quando
si prendono degli accordi in maggioranza, non si prendono con un partito, chi se ne frega se Salvini l'aveva detta Salvini o Salvini aveva preso l'impegno, si prendono con delle categorie che rappresentano milioni di cittadini italiani. Quando si dice il giovedì pomeriggio che nel decreto ci sono le aperture dei centri commerciali e il venerdì mattina non me lo trovo, non si fa un torto a Bazzar, non si fa un torto a Salvini, si fa un torto a tutte quelle categorie che il 26 si aspettavano, come milioni di altri italiani, di poter riaprire. C'è stato un problema, va bene, ma possiamo discutere come stiamo discutendo nel Consiglio dei Ministri per il super bonus fino al 2023, o dobbiamo saperle a cose fatte? Perché la nostra realtà, Draghi, è e rimane, noi non usciremo da questo governo né proprio per non lasciare campo libero a una monoidea, a una sola idea di paese, che è quella che rappresentava il Conte bis. È ovvio però che stare in un governo non significa che ci abbia ordinato il dottore di votare da qualunque. Dopo voglio sentire anche Susin che scuoteva la testa prima quando diceva vorremmo anche Fratelli d'Italia con noi. Sacca, cosa dice? Ma io rimango veramente perplesso davanti a una situazione come quella che stiamo vivendo oggi, anche assistere a queste diatribe all'interno della destra italiana, insomma, francamente ritengo siano veramente poco interessanti, e peraltro ci sono delle incongruenze enormi, ad esempio l'onorevole Bazzarro che siede in consiglio comunale come me a Venezia, sa benissimo, adesso qua rivendica lo scostamento di bilancio che si sta facendo a Roma giustamente per aiutare imprese e non solo nella ripartenza, e in Comune di Venezia noi chiediamo ad esempio di usare l'avanzo di bilancio appunto per sostenere le imprese, e sappiamo benissimo, l'onorevole Bazzaro lo sa, come siamo stati trattati dall'assessore al bilancio del Comune di Venezia, che ci ha accusato di falsità sul bilancio e queste altre amenità del genere. Queste sono veramente cose che mi lasciano, come dire, un po' perplesso e non mi entusiasmano. Non mi entusiasmano perché il vero problema oggi, che riguarda tutti noi, è come utilizzeremo, adesso non voglio cambiare il focus rispetto alla domanda che ci è stata posta, ma dobbiamo concentrarci sul famoso recovery plan, sul Next Generation, che veramente porterà delle risorse importanti in Italia e speriamo anche ovviamente a livello locale. Io credo che su questo ci dobbiamo impegnare tutti, e anche su questo ho visto che ieri abbiamo letto delle prime indiscrezioni che escono sui giornali su come verranno utilizzati questi fondi a livello governativo. Io credo che ora a livello veneto e veneziano, per quanto mi riguarda, sia necessario iniziare un vero dibattito su come riuscire a approfittare al meglio di questi, che comunque dobbiamo ricordarlo sono fondi sì europei, ma che comunque aumenteranno il nostro debito, e quindi dobbiamo veramente avere la forza di indovinare 2, 3, 4 mosse azzeccate per fare ripartire l'economia in veneta e veneziana, ma l'economia che abbia poi una ricaduta ampia a livello sociale, e io aggiungo anche culturale, che io credo che siano queste le cose sulle quali dobbiamo concentrarci. Poi veramente le polemiche che insomma abbiamo ascoltato anche oggi, che appassionano molto la destra italiana, un po' di lotta e un po' di governo, come si diceva, cioè chi sta dentro il governo e chi sta fuori, chi sta dentro le amministrazioni comunali e chi sta mezzo fuori, insomma ne vediamo veramente di ogni. Io da Venezia ne vedo di tutte, ma io credo che veramente interessino poco. Non voglio fare il politico che dice guardiamo al bene comune e quant'altro, però effettivamente in questa fase siamo in una fase pandemica. Ribadisco, e su questo mi trovo molto d'accordo con quanto ha detto anche l'esponente del Movimento 5 Stelle, abbiamo centinaia di morti al giorno, dobbiamo riuscire ad aprire in sicurezza. Le 22 e le 23 sono veramente temi io dico secondari rispetto alla capacità di riuscire a fare partire il paese in maniera attenta, precisa e puntuale. Qua ci vuole la responsabilità di tutti, non dobbiamo cavalcare cose affidandoci a dei ragionamenti che hanno spesso e volentieri poco di scientifico e sono esattamente solamente politico. In questa fase la politica, lo dico sinceramente, deve fare un salto di livello enorme, tutti i movimenti e tutti i partiti politici, altrimenti non ne riusciamo a venire fuori, e sarà già un'estate complicata, perché comunque la campagna di vaccinazione, abbiamo visto in Veneto le proiezioni di come andrà, delle fasce d'età che saranno nei prossimi giorni, nei prossimi mesi saranno vaccinate, vorrà dire che avremo tutta un'estate in piena campagna di vaccinazione, quindi la vera ripartenza
sarà a settembre-ottobre, quindi noi dobbiamo utilizzare quest'estate per aprire il prima possibile, ma in maniera molto oculata, perché non possiamo permetterci, come è stato fatto in passato, ma perché appunto non c'erano ancora delle vaccinazioni, dei passi falsi. Altri passi falsi sarebbero la vera tragedia che non possiamo permetterci. Quindi lasciamo da stare le polemiche, non entro nella dialettica all'interno del centrodestra, non mi interessa, cerchiamo di essere coerenti a livello nazionale e a livello locale. Quindi le risorse pubbliche che ci sono in questa fase devono essere spese per le imprese, devono essere spese per la sicurezza delle riaperture e devono essere spese anche per aumentare i servizi sociosanitari. Io arrivo adesso da una manifestazione che si è tenuta, ovviamente rispettando tutti i protocolli di sicurezza, all'ospedale di Venezia, per spingere nell'investire anche parte importante dei fondi del recovery plan sul potenziamento del sistema sociosanitario a livello diffuso sul nostro territorio, a Venezia e non solo a Venezia. Quindi per favore concentriamoci su questi e lasciamo veramente da parte alcune polemiche pretestuose. Allora, la pubblicità, poi vedremo subito un servizio collegato proprio alla ristorazione e poi ritorneremo in diretta con i nostri ospiti. Se un cliente arriva alle 9:30, ma che può mangiare o no? L'invito che faccio anche alla polizia locale è in qualche misura, la polizia locale lo farò anche naturalmente agli altri soggetti dediti alla vigilanza, è quello di applicare sempre il buon senso. Le domande di ristoratori e baristi all'amministrazione comunale a 3 giorni dalla riapertura, tra incertezze sulle norme, amarezza e soprattutto la richiesta di venire incontro alle esigenze di questo settore in enorme difficoltà. C'è sempre massima disponibilità dal sindaco, dal vice sindaco, dalla giunta, ma i problemi gravi rimangono, perché dopo 15 mesi di non lavoro, perché c'è anche chi non ha mai aperto o ha fatto 2 mesi estivi così arrancando. Però adesso non si può ancora lavorare, punto. Nessuno vuol fare assembramenti, vogliamo lavorare in sicurezza, dentro e fuori, perché solo fuori e non dentro è una presa per i fondelli, scusate. Orario del coprifuoco e servizio solo all'aperto, gli aspetti del decreto più indigesti agli operatori del mondo della ristorazione. Il problema più grosso che io denoto è proprio il fattore orario, che alle 10 non riesci a concludere qualcosa. I negozi chiudono a 7:30-8. La gente deve correre a mangiare in fretta e furia. La prima cosa che viene a pensare è al cliente che sta magari già cenando e a metà cena inizia l'acquazzone e lì ci sarà assolutamente bisogno di trovare una posizione interna per fargli finire la cena, perché è impensabile mandare via un cliente che magari a quel punto non sarà neanche tenuto a pagare il conto e quindi dover buttare via merce, buttare via soldi in un periodo difficile come questo, dove con la ripartenza è fondamentale per noi incassare. Un dubbio ricorrente è stato chiarito dalla Regione: chi fa servizio mensa per i dipendenti di un'azienda potrà continuare a servire i pasti anche al chiuso. Intanto dal sindaco di Treviso un appello a fare squadra. Serve lo spirito di squadra, serve la collaborazione tra istituzioni, titolari di ristoranti e gestori di locali. Serve perché l'obiettivo è quello di puntare alla zona bianca e non di tornare alla zona arancione o rossa. Abbiamo chiesto semplicemente di creare una grande sinergia per affrontare questo nuovo periodo di apertura con grande responsabilità e soprattutto porci come obiettivo quello di migliorare la condizione sia economica ma anche da un punto di vista sanitario. Allora così i ristoratori ieri hanno incontrato il sindaco di Treviso, insomma il comune di Treviso. Avete sentito, le domande sono molto concrete: se comincia a piovere che facciamo? Li mettiamo dentro? Dobbiamo rimborsargli la spesa? Cioè sono molto molto concrete le domande che fanno i ristoratori, alle prese appunto con tanti dubbi. Prima di tornare su questo vi faccio vedere una cosa, perché è un aggiornamento di cronaca. Fortunatamente è stato un falso allarme. Alle 10:30 sono le immagini dei vigili del fuoco, sono intervenuti in via Astia a Tessera in supporto alla Polizia di Stato per un allarme bomba per uno zainetto depositato nei pressi del monumento ai caduti di tutte le guerre. Ecco, vediamo, c'è questa immagine, ecco, dello zainetto, non so se riusciamo a vederla, eccola qua, immagine dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunti gli artificiali della polizia, accorsi con 3 squadre coordinate dal funzionario di guardia. Durante l'operazione di avvicinamento alla borsa del robot teleguidato il traffico veicolare è stato interrotto. Gli artificiali hanno bonificato la borsa, che era piena di indumenti
indumenti, probabilmente di un senza tetto, quindi è stato un falso allarme, perché chiaramente ha messo in apprensione un'intera area, anche perché era vicino al monumento dei caduti, quindi poteva anche sembrare ecco qua, questa è un'altra immagine di Vigili del Fuoco, poteva sembrare anche un messaggio, vista la giornata di domani, la giornata della liberazione, quindi la festa del 25 aprile. Questa è un'altra foto dell'intervento. Alla fine il robot ha potuto constatare che all'interno c'erano solo indumenti. Ecco, questo per un aggiornamento di cronaca che vi dovevamo dare. Voglio solo tornare da Susin per chiudere la questione, diciamo, centrodestra e poi ripartiamo con altro. Susin, dice Bazzaro, noi non usciremo mai da questo governo perché dobbiamo farle le cose. Lei cosa dice? Io dico soltanto che noi di Fratelli d'Italia, ripeto, siamo orgogliosi di essere all'opposizione e come abbiamo sempre detto, tutti i provvedimenti utili all'Italia, alla nostra nazione, noi comunque li votiamo e a questo non abbiamo chiesto nulla in cambio, nessuna poltrona per essere utili al nostro Paese. Quindi il fatto di non partecipare a questo governo è puramente una questione di coerenza nei confronti degli italiani, perché abbiamo sempre detto che noi non andremo mai a governare con il PD e i 5 Stelle. Sono rimasto attonito di quello che ho ascoltato, perché effettivamente i ristori che oggi io, da dirigente di un'associazione, abbiamo anche qua a Venezia la CGA di Mestre che ha fatto uno studio, a oggi i ristori che sono stati dati alle imprese sono il 4,71%. Quindi prossimamente che si andrà a votare lo scostamento di bilancio, e Fratelli d'Italia ovviamente non si sottraerà a questo voto, sicuramente voterà a favore. Io però agli esponenti di governo che abbiamo qua oggi in collegamento voglio dire, mi raccomando che i soldi che andiamo a mettere a disposizione e a indebitare i nostri figli per i prossimi anni non siano spesi in malo modo come li avete spesi l'altra volta per i monopattini. Quei soldi devono essere dati, come diceva prima l'esponente del PD, esclusivamente alle imprese, guardando con forza le famiglie e anche alle donne che devono che sono magari in stati interessanti e che devono mandare avanti le famiglie, perché questo è quello che secondo me dobbiamo fare. Io mi aspetto veramente dal governo un'azione forte con questo scostamento di bilancio nei confronti delle imprese. Mi auguro che non venga disatteso, insomma, questo tipo di impegno, perché le imprese in questo momento qua sono veramente in ginocchio, in ginocchio erano prima col governo Conte, in ginocchio sono con il governo Draghi e abbiamo necessità perché sennò perdiamo veramente il 30% delle imprese. Ricordo che oggi le imprese continuano a pagare le immondizie, il gas, la luce, i contributi anche delle persone che sono in cassa integrazione. Veramente stanno ripulendo i cassetti dei risparmi che hanno lavorato negli anni scorsi e non ne possono più. Il fatto che abbiamo visto prima i ristoratori, io credo che si possa farli lavorare tranquillamente in sicurezza. Continuo a dirlo, cioè se un cliente va a mangiare anche all'interno con tutte le disposizioni del caso e ci sono, perché hanno speso un sacco di soldi, dopo li abbiamo fatti chiudere, e il cliente invece di andare via alle 10 va via a mezzanotte, nel momento in cui ha una ricevuta che certifica che è uscito dal ristorante a mezzanotte e sta andando a casa, secondo me la questione si potrebbe chiudere. Rivedete questo provvedimento, rivedetelo, perché è un provvedimento sbagliato e alla fine va a penalizzare tutto il comparto che interessa.
Allora, tra le tanti percorsi del recovery plan, del piano di resilienza, insomma il recovery plan italiano, c'è anche l'addio a quota 100. Allora, volevo chiedervi un po' cosa ne pensate di questo l'addio, insomma uno che era uno dei totem anche, no, della Lega. Baldin, l'addio a quota 100. Posso fare un attimino un accenno a una risposta a Susin, perché insomma mi sento certo. tirata in ballo come rappresentante vada pure, vada. di questo governo. Io voglio dire che per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle l'attenzione nei confronti delle imprese c'è, e c'è stato fin troppo quasi, perché se oggi discutiamo del super ecobonus prorogato fino al 2023 non è altro che una misura che fa del bene sia nei confronti delle imprese sia nei confronti di chi ha un'abitazione di proprietà, perché ricordiamolo è una misura che va a aspetti un attimo Susina. Vada. È una misura importantissima che va a garantire posti di lavoro, introiti per le imprese edili che in questo periodo insomma non hanno brillato nei fatturati, per cui si va anche a riqualificare una serie di abitazioni e dare la possibilità ai cittadini di spendere meno in termini di bollette in sostanza e di rivalutare anche la propria abitazione, per cui questa è una misura che noi abbiamo fortemente voluto, fortemente inserito nel recovery e vogliamo assolutamente la proroga fino al 2023 e ci batteremo per questo. Questo per rispondere appunto alle affermazioni in parte sbagliate del collega Susin. Per quanto riguarda la proroga, mancata proroga meglio dire, di quota 100, io ritengo che quota 100 sia stata una misura che andava bene, che ha permesso a tante persone di andare in pensione felicemente, chi lo voleva naturalmente, e ha permesso anche a tanti ragazzi, tanti giovani di entrare nel mondo del lavoro. Sappiamo che sono ripartiti i concorsi pubblici, è ripartito un po' del mercato dei posti di lavoro, per cui questo ha dato la possibilità a chi non poteva entrare perché prima di lui c'era qualcun altro di poter finalmente inserirsi, e dall'altro ha dato la possibilità a tanti di meritarsi insomma questo riposo dopo una vita di sacrifici e di lavoro. Per cui io credo che se si vorrà fare una rivisitazione di quota 100 o di annullarla e rifare una nuova riforma, bisognerà in primis tener conto, come si sta facendo, dei lavori usuranti. Teniamo presente che ce ne sono di categorie che non rientrano in questa definizione attualmente, ma che col tempo spero insomma possano rientrarvi. Io parlo per il mio territorio dei pescatori, e sappiamo che il lavoro del pescatore è assai usurante perché veramente condiziona la vita e la salute di tantissimi giovani e meno giovani, per cui ecco è necessario fare anche una rivisitazione di questa categoria, dare le priorità che non sono state date nel passato e cercare di venire incontro a chi oggi veramente si sta condizionando, ripeto, la propria vita per portare a casa diciamo il cibo, lo stipendio. Credo che questo sia fondamentale, senza dimenticare la necessaria rotazione, il necessario rinnovo, perché se vogliamo un paese prospero dobbiamo dare la possibilità anche ai giovani di entrare nel mondo del lavoro. Bazzaro. Sì, posso solo dire una cosa? Susina, sì. Senza dilungarmi la consigliera regionale, il 110% in provincia di Treviso, tanto per essere chiari, oggi in questo momento qua interventi fatti che cominciano col 110% zero,
zero. Però Quindi posso dirti, sentiamo a parlare del 100%, che i danni li vediamo dopo, i danni del 110% è la regione italiana con più alto numero di richieste sul 110%. Questo è un dato reale, non va sottovalutato e dà la possibilità a tantissime aziende di lavorare, a chi fa edilizia, a chi fa non la cavallatevi, chi fa insomma qualsiasi tipo di attività, anche lei stesso Susin, perché fa caldaie se non sbaglio. Io sono un operatore di settore, Baldin, e posso appunto la possibilità che persone come lei possano veramente fare attività con questo super bonus è acclarato. Il 10% Baldin è soltanto una marchetta elettorale che avete voluto fare voi del 5 Stelle e che non porterà sicuramente i risultati previsti. E non lo dico io, scusi Baldin, non lo dico io, lo dice la CGIA di Mestre, perché la CGIA di Mestre anche su questo ha fatto uno studio, verrà fatto soltanto il 20% in Italia delle richieste che verranno fatte, quindi non andiamo a parlare del 110%. No, noi abbiamo dei dati molto diversi. Noi sappiamo che la regione Veneto è la regione che ha più richieste di tutta Italia e quindi dà la possibilità di lavorare a tante imprese del territorio, tra l'altro anche la sua. E non credo di aver fatto una marchetta a Fratelli d'Italia con il super bonus. Vediamo i dati finali, andremo a vedere i dati finali, perché in questo momento qua sono solo marchette elettorali e basta. Io so che fra qualche tempo ci rincontreremo e ne riparleremo. Usciamo da questo tunnel del bonus. Bazzaro, su quota 100. Direttore, innanzitutto... Non sono direttore. Direttore ad honorem, innanzitutto... in primo luogo il punto sul recovery plan, nel senso, quando abbiamo spiegato in questi mesi che questi prestiti, perché di prestiti si tratta, erano vincolati a determinate riforme strutturali richieste al nostro Paese. È un passaggio importante perché lo scostamento di bilancio, ha ragione chi dice giustamente che porta dei debiti alle generazioni future, ma sono soldi interni che con un surplus di bilancio andiamo a stanziare. Quando si parla di recovery plan si parla di fondi vincolati dell'Unione Europea, in questo caso soprattutto per le transizioni green delle aziende, per il comparto delle infrastrutture, che ovviamente l'Unione Europea stanzia a fronte di riforme strutturali dove vede o definire degli sprechi di spesa pubblica o comunque delle rivalutazioni da fare sulle spese correnti dei paesi. Questo passaggio è importante quando si parla di quota 100, perché innanzitutto quota 100 non era una misura definitiva, era una misura su cui ci siamo battuti assieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle quando abbiamo governato insieme nell'anno di Conte 1, una misura di 3 anni, quindi una misura a tempo, che noi prevedevamo già venisse superata, indi per cui quando è stata fatta con la finanziaria del 2018 e la famosa discussione in sede dell'Unione Europea sullo scostamento di bilancio al 2,4 poi portato al 2,04, ci siamo trovati a dover far sì che questa misura avesse un periodo temporale limitato di 3 anni. Cosa abbiamo fatto sapendo che i 3 anni ormai stanno praticamente finendo, si parla appunto di dicembre 2021, avevamo già predisposto all'epoca, abbiamo dovuto ridepositare alla Camera una proposta di legge per iniziare il percorso per quota 41, proposta di legge fatta dall'allora deputato, oggi sottosegretario Durigon, di cui sono cofirmatario in quanto materia di mia competenza, e che prevede appunto di andare a modificare quello che c'è già, cioè già oggi alcune categorie di lavoratori possono andare in pensione per quota 41, ma vogliamo estendere a tutta la platea di lavoratori in caso con delle penalizzazioni, perché altrimenti non riusciamo a tenerci nei conti. Il punto è che quota 100 ovviamente a mio avviso è stata una misura giusta che ha permesso a tante persone di non trovarsi post Fornero, e lo ricordiamo post Fornero perché non è che la quota 100 è stata una misura, l'unica misura fatta importante nel nostro governo in quella finanziaria, serviva a tappare la falla creata dalla legge Fornero, che aveva messo all'incirca 270.000 lavoratori, quindi relative a famiglie, in un limbo tra lavoro e pensione. Quindi quota 100 serviva in parte a sanare quello. Ora la nostra battaglia all'interno dell'esecutivo, con la proposta di legge già calendarizzata nello scorso 24 febbraio, sarà quella di portare a compimento l'iter di quota 41, andando non più ad escludere tutte quelle categorie di lavoratori non considerate usuranti che oggi non potrebbero accedere. È ovvio
È ovvio, lo ribadisco, che la differenza sostanziale tra recovery e scostamenti di bilancio interni è importante da spiegare a chi ci ascolta, perché quando noi andiamo a chiedere, a prendere parte a questo piano di resilienza e ripartenza a livello europeo, nel quello che ci compete come Italia, è ovvio che dobbiamo agevolare poi delle riforme strutturali che rischiano magari di essere in controtendenza rispetto alle volontà politiche. Quindi, a mio avviso, se su quota 100 verrà comunque superata, a prescindere dal recovery plan, perché è una misura triennale, sarà necessario e fondamentale, a mio avviso, andare a percorrere poi in sede parlamentare, con l'appoggio ovviamente dell'esecutivo, la quota 41, per permettere a tante persone, soprattutto vista la pandemia che ha modificato gli asset del mercato del lavoro, di cominciare a avere uno strumento per lavoratori di chiudere la loro carriera lavorativa e per le aziende di non venire penalizzate dall'impossibilità di assumere e dall'impossibilità poi di mandare in pensione con gli strumenti sufficienti. Quindi quota 100 archiviata di suo, verrà archiviata durante il recovery plan, ma ci sarà già quota 41 su cui, se c'è la volontà politica, si può iniziare a lavorare da domani mattina. Sacca. Sì, allora la questione del pensionistico ovviamente è un classico tema non solo della politica italiana, perché diciamo che tutti i paesi sviluppati hanno ormai delle curve demografiche che conosciamo molto bene, quindi l'invecchiamento della popolazione, e io dico per fortuna, che vuol dire che la nostra sanità, seppur da migliorare, funziona. Ma abbiamo un saldo naturale molto, molto complicato. Detto questo, la quota 100 è stato il classico, quella sì, il classico regalo elettorale, perché ha creato un'uscita dal lavoro eccessiva rispetto a quanto ci potevamo permettere. Qui, e io vi ricollego veramente, perché secondo me quello è il tema di questi giorni, al recovery plan. Dobbiamo avere la forza di fare riforme strutturali molto, molto precise e puntuali, senza farsi prendere tutte le forze politiche da quelle che possono essere appunto regalie, come è stata quella della quota 100. L'Italia è da anni che affronta una crisi economica e sociale molto forte, non è una novità pandemica. Ritorno a quelli che sono stati alcuni dati che sono assolutamente pubblici. Ad esempio, tra il 1999 e il 2019 l'Italia è cresciuta del 7,9% del PIL, mentre Germania, Francia e Spagna hanno fatto il 30, il 32 e il 43%. Questo vuol dire che è da anni che il nostro paese affronta una crisi economica che poi ovviamente ha ripercussioni sociali enormi. Allora, su questo dobbiamo concentrarci. La quota 100 era, ribadisco, una toppa, diciamo, peggio del buco, se vogliamo seguire il discorso dell'onorevole Bazzaro, rispetto a un errore fatto durante il governo Monti. L'ultima riforma strutturale che è stata fatta delle pensioni è la riforma Dini-Treu, che è vecchia ormai, perché poi ovviamente stiamo risalendo a più di 20 anni fa, ma sono quelle le riforme fatte tenendo presente di dati scientifici che danno una proiezione pluriennale su quelli che sono i movimenti demografici. Se la politica continua a ragionare sotto campagne elettorali per soddisfare il maggior numero di cittadini, poi si fanno delle riforme come quelle di 400 che dopo 3-4 anni dobbiamo pagare, e tutti in maniera molto forte. Quindi riconcentriamoci sul recovery. E su questo permettetemi però di dire una cosa: non dobbiamo aspettare semplicemente che il governo nazionale adesso presenti il piano, sappiamo a fine aprile. È da mesi che si dibatte in tanti luoghi di questo piano. Io, scusatemi, riporto sempre a Venezia perché è la realtà che conosco meglio. A Venezia, come minoranze, e minoranze intendo non solo il Partito Democratico ma anche il Movimento 5 Stelle, Verdi Progressisti e altri movimenti civici, abbiamo dato un recovery plan molto preciso e puntuale, certo non esaustivo, dalla maggioranza, che quindi vuol dire anche Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia. È da mesi che chiediamo di sapere che cosa vogliono fare per Venezia in termini strutturali e stiamo ancora aspettando. Poi dopo lo dico questo perché poi conosco già la favoletta che è tutta colpa di Roma, che non coinvolge, non è includente e quant'altro. Sta di fatto però poi scendiamo di grado, chiamiamolo così, andiamo in Regione Veneto, andiamo nel mio piccolo, nel comune di Venezia, e abbiamo delle maggioranze che sono assolutamente autoreferenziali e incapaci di progettare in termini strutturali il futuro del nostro territorio. Quindi per favore concentriamoci su questo. Poi so benissimo che le nostre proposte non potranno essere accolte del tutto dalla maggioranza, perché ad esempio noi abbiamo una
Si è bloccato qualcosa, si è bloccato un attimo lo Skype. Le lascio replicare Bazzaro, ma deve farlo in 1 minuto e mezzo perché la pubblicità, cioè ormai siamo alla fine. Le do, se è sintetico. 30 secondi, Sì. è una cosa importante. Quando si parla di recovery plan, vorrei ricordare che il recovery plan non viene fatto nemmeno ascoltando le regioni, perché il governo Conte-bis ha protocollato il piano per sul recovery plan nel mese di gennaio post vacanze e non è previsto nel recovery plan nemmeno l'interessamento non tanto delle città, che sarebbe giusto e doveroso da convinto federalista, ma nemmeno delle regioni. Quindi per cui le proposte autogestite dai sindaci, dei grandi capoluoghi e poi dai governatori sono state una volontà da parte delle amministrazioni locali per il principio di sussidiarietà di portarle verso Roma. Ma non è previsto che il recovery plan ascolti Roma, ascolti le regioni e via discorrendo. Difatti, una delle richieste che abbiamo fatto al governo era quello di interfacciarsi non con la Lega, ma con la conferenza Stato-Regioni. Ma è stato proprio il governo precedente che aveva sostanzialmente aperto di sua volontà a comuni e regioni, ma perché non era previsto. Quindi io capisco il fastidio verso una gestione romanocentrica che non ascolta l'esigenza del territorio, ma non era previsto che fosse così e noi ci siamo battuti su questo, quindi concordo in questo caso con Saccà quando dice bisogna ascoltare più città metropolitane e regioni, ma bisogna farlo per volontà nostra, non previsto dall'Unione Europea, che questo principio di sussidiarietà. Bazzaro, dobbiamo chiudere, non c'è più tempo, allora magari affronteremo questo discorso in un altro collegamento. Io ringrazio i nostri ospiti, Giuseppe Saccà, l'onorevole Alex Bazzaro, Erika Baldin e Luigi Susin. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Grazie a tutti, Grazie, buon 25 aprile a tutti. Grazie. Salve. Buon weekend, arrivederci.